diceva quello. Ricominciamo? Dai, ci siamo presi mezz'ora in più o un quarto d'ora in più? Non c'è problema. Ah. Non c'è problema, poi avete lavorato. No, perché ha rinunciato, quindi non riapriamo nessun collegamento. Di atto che ha rinunciato a strada facendo. Sì. Ok. Eravamo agli accertamenti. Ci siamo lasciati, signori del Tribunale, sulla questione del valore eventualmente da attribuire alle asserite dazioni di denaro settimanali a favore del Pignataro e di Francesco. Abbiamo concluso, almeno dal punto di vista della difesa, che sarebbero comunque significative. Il capitano e anche il pubblico ministero hanno rappresentato queste dazioni come se fossero un fatto assiomatico, quindi come tale non necessitato di alcuna dimostrazione probatoria. Evidentemente non è così, perché dicevo, perché la convinzione, certamente onesta, come ho già detto alla scorsa udienza, non è questo il punto. Il capitano ha riferito ciò di cui è effettivamente convinto. Il punto è che poi quello di cui il capitano è convinto, abbiamo visto, non è riscontrato in nessun modo, nemmeno vagamente, dall'esito della prova, ed è comunque suscettibile di verifica. E allora, le dazioni del denaro. Allora, facciamo dei conti veramente terra-terra. Il gruppo Esposito è stato investigato intensamente, almeno a partire da luglio 2016, nella prima fase delle indagini. Questa verifica, questo controllo investigativo molto intenso è durato fino al settembre del 2017. Quindi siamo grosso modo a un anno, siamo grosso modo a 54 settimane, cioè, per usare la terminologia del capitano, siamo a 54 merendine, 54 ipotetici versamenti. Il gruppo Perulli è emerso, ci ha riferito il capitano all'udienza del 2 luglio a foglio 12, più o meno attorno al 5 marzo del 2017, così come nello stesso tempo è emerso anche il cosiddetto gruppo Durante. Da marzo a giugno sono, a dimensionare proprio a questo tempo le intercettazioni di investigazione, 3 mesi. Quindi, con riferimento al gruppi Perulli e Durante, siamo in presenza di altri 12 merendine ciascuno, 4 settimane per 3 mesi. Poi le indagini ci ha riferito il capitano, si sono riattivate praticamente a partire dal dicembre del 2017 e quindi sono andate avanti fino a luglio del 2017, fino a luglio 2018, sì, dico bene. Quindi siamo in presenza di altre 28 settimane merendine. Facciamo i conti, come detto, terra-terra. Il gruppo Esposito avrebbe dovuto versare, a seguire la impostazione del capitano e anche della procura, 54 più 28, 82 merendini, cioè avrebbe dovuto effettuare 82 versamenti settimanali. I gruppi Perulli e Durante 12 più 28, cioè 40 ciascuno, sommando i versamenti nei 2 periodi. Questo è il dato di riferimento, questo è il dato che deve essere verificato per stare ai dati specifici. Apro un inciso che forse avrei dovuto fare prima. La mia discussione è appesantita, e ne sono ovviamente consapevole, dalla necessità di essere estremamente specifica, cioè di agganciare le osservazioni, le allegazioni difensive a effettivi, individuati riscontri probatori. Questa operazione, che in teoria non dovrebbe essere richiesta, lo è in questo tipo di processi, perché in questo tipo di processi, sulla base anche di amarissime esperienze professionali, abbiamo dovuto constatare che nella confusione, nella genericità, fischiano, Presidente, anni di carcere. Quando è indefinita la ipotesi accusatoria, quando si parla per approssimazioni, come indubbiamente ha fatto il capitano, poi la difesa, per sfuggire a quella che è una vera e propria micidiale trappola, deve, per assolvere il suo compito, essere specifica e quindi piuttosto pesantuccia nella esposizione, come sicuramente sono io. Chiusa la parentesi. Allora, abbiamo detto di quante avrebbero dovuto essere le dazioni e quindi dobbiamo poi riscontrare nei fatti, all'esito della prova, quante e se queste dazioni erano state effettuate. E da questo punto di vista noi siamo stati rassicurati
da quello che ci ha detto il capitano. Perché il capitano ci ha garantito, quando ha riferito con l'obbligo di dire la verità, che i servizi di osservazione da lui disposti erano assolutamente esaustivi. All'udienza del 23 giugno 2020, a foglio 9, ha detto sistematicamente, le parole hanno un senso, sistematicamente venivano fatti servizi di osservazione, ovvero ogni qualvolta ve ne hanno riferito in maniera visione i miei collaboratori, c'erano uomini fuori a fare osservazioni nell'arco dell'intera giornata. E ogni qualvolta questi signori si davano appuntamento, ancora ogni qualvolta, perché le questioni importanti venivano trattate personalmente, meglio, venivano definite vis-à-vis, veniva sistematicamente, ricorre un'altra volta l'avverbio, sistematicamente, ho perso il filo, organizzato un servizio di osservazione. Allora deve prendersi atto, sulla base di quanto ha riferito il capitano, perché come dicevo bisogna sfuggire dalle approssimazioni, che primo, in ogni circostanza in cui nella vita dell'associazione si verificava un evento importante, rilevante, e certamente lo era, o meglio lo sarebbe stata, la dazione della quota settimanale, i presunti associati si incontravano personalmente. Questo dice il capitano. Secondo, ogni qualvolta che costoro si incontravano personalmente, c'erano i carabinieri che o li seguivano o li riprendevano. Sistematicamente, l'ha detto 2 volte il capitano. Da ciò discende però necessariamente, perché poi il processo è un ordigno strano, ha le sue regole, e chi lo mette in moto senza padroneggiare le regole finisce col fare la stessa fine dell'apprendista stregone della favola. E allora, da quanto ha detto il capitano, dalla concreta definizione della sua testimonianza discende che devono essere ritenuti provati solo gli incontri che abbiano avuto un riscontro, perché tutti gli incontri che c'erano stati sono stati monitorati sistematicamente. E allora andiamo a fare questo riscontro. Il capitano all'udienza del 26 giugno del 2020, fogli 40 e 41, ha riferito che l'Esposito, in data 30/12/2016, si sarebbe recato in realtà a casa del Pignataro. Sul punto non abbiamo nessuna annotazione di servizio. Abbiamo però la deposizione del maresciallo Marzullo, che è stato sentito all'udienza del 7 gennaio, foglio 42 delle trascrizioni. Sì, allora il 30 dicembre, vi ha riferito il maresciallo, si apprendeva che alle ore 17 circa l'Esposito Marco si doveva incontrare con un soggetto non meglio identificato. Noi sappiamo però che il 30 dicembre Pignataro come se era stato identificato, a proposito di limpidezza, perché era stato già denunciato. Comunque, pertanto si decideva di apprendere, il comando mi ordinava di apprendere un servizio di pedinamento a carico dell'Esposito, che alle ore 16:51 circa, a bordo della propria vettura A4 Avant, eccetera, giungeva in località Acilia e Largo Rodolfo Villani. Alle successive 17:13 entrava, attenzione, nel comprensorio ubicato al civico 61. Non riuscivamo a vedere in quale abitazione si recava Esposito, il quale usciva alle 19:52. Quindi il capitano ci dice Esposito ha incontrato Pignataro. Non è così, o almeno non c'è prova. Il capitano è convinto, ma non c'è prova, perché il suo collaboratore riferisce quello che io vi ho scritto. Quello che si sa, il dato probatorio, è che Esposito è entrato nel comprensorio dove abitava anche il Pignataro. Il capitano all'udienza del 26/6, foglio 20, ha riferito che il 21 gennaio 17, siamo passati tra l'altro 20 giorni a proposito di sistematicità degli incontri, si è recato a casa del Pignataro. Anche a questo riguardo abbiamo la testimonianza del maresciallo Lavopo, prima del maresciallo Marzullo, il quale ha riferito all'udienza l'1 giugno 2020, foglio 40. Aveva riferito il teste: sì, allora
anche qui dall'ascolto delle intercettazioni si apprendeva che il Fusinato Domenico, unitamente a Cirillo Michele, nel pomeriggio del 21 gennaio si sarebbe dovuto recare in un luogo non meglio precisato per incontrare qualcuno, tanto che si predisponeva un servizio di OPC e si accertava che alle ore 17:10 circa il Fusinato Domenico, a bordo della sua autovettura Nissan Micra, unitamente a Michele, si portava i movimenti precedenti, ma a noi non interessa. Fusinato Domenico parcheggiava l'autovettura lasciando Cirillo all'interno del veicolo mentre lui si incamminava, ecco siamo al punto che interessa a noi, verso largo Rodolfo Villani e precisamente verso il comprensorio contraddistinto dal civico 61. Citofonava e qui stava fino alle ore 18:05, quindi tra l'altro una permanenza molto molto limitata. Questo è il dato. Cioè, il dato caduto sotto la loro percezione è Fusinato che citofona a uno dei citofoni fuori dal comprensorio. Però il maresciallo, la marescialla, credo sia una signora, ha riferito anche poi di quanto ha fatto dopo rispetto a questo accertamento. Dagli accertamenti espediti nell'immediatezza si appurava che il portone, ove ha avuto accesso Fusinato Domenico, vi erano due famiglie, quella composta da Bocchini Silvia e Pignataro Alessandro, e l'altra Gennari Andrea e Maiova Budan. Per la verità io mi sono recato a casa del Pignataro per conferire con lui, le cose non sono così, cioè c'è effettivamente un citofono all'esterno, poi c'è un viale e poi c'è il portone. Al portone ci sono solo due famiglie che in tutto il comprensorio siano abitate, non è così, ma comunque prendiamo la dichiarazione del maresciallo per quella che è. In data 2/2/2017, siamo sempre alle allegazioni del capitano, in questo caso parliamo dell'udienza 26/6/20, foglio 41, Fusinato, secondo il capitano, si era recato a casa di Di Francesco. Qui non abbiamo né testimonianze di operanti, né annotazioni di servizio, né foto, nulla di nulla. Aggiungo, non abbiamo nemmeno tracciato il GPS, nulla. Abbiamo però due intercettazioni ambientali, anzi una intercettazione ambientale, sì, una. Parliamo del progressivo 1942 del ambientale sulla Nissan Micra, il RIT è il 7233/16. Sicuramente qui la conversazione fra Fusinato e il Cirillo Michele è successiva all'incontro che il Fusinato Michele sembra aver avuto con qualcuno. Dice Fusinato Michele: ho detto, no, chiedo scusa, prima, non ci sta lui, gli ho detto alla moglie ci ripasso alle 3:30 e gli spiego tutto. Mo dove lo andavo a cercare? Poi ho detto domani alle 3:30 ci passo e gli spiego tutto. Io volevo fare una cosa, magari se la dovesse vedere domani alle 3:30 c'è stava lui, che devo fare? Allora, prima, da dove si ricava che la moglie con la quale aveva parlato il Fusinato, la moglie che aveva riferito che il marito non c'era, fosse Pignataro? Chi lo dice? Non c'è nessunissima evidenza. Come dicevo, non ci sono i GPS, non c'è un'annotazione, dalla conversazione non si ricava niente altro che il Fusinato era andato lì per dire qualcosa, non dare qualcosa, per dire qualcosa, aveva rinviato l'incontro al giorno successivo. Sempre all'udienza del 26 giugno 20, qui siamo al foglio 29, il capitano ha riferito che l'1 febbraio Fusinato, Belletrani e Cirillo si erano recati, secondo lui, ancora dal Di Francesco. Anche qui non abbiamo nessuna annotazione di servizio, né nessun altro ufficiale di polizia giudiziaria, oltre al capitano, ha riferito quanto a questo dato. Ciò che la convinzione del capitano è dichiaratamente tratta qui da una conversazione ambientale, parliamo sempre del RIT 7233/16, che è il RIT relativo alle intercettazioni ambientali all'interno della Nissan Micra. Anche qui si capisce che il Fusinato riferisce un discorso da lui avuto con una persona che aveva incontrato, e vale la pena di leggerlo,
pochissime battute. L'interlocutore di Fusinato è Cirillo Michele. Fusinato lascia perdere che ha detto, dice non hai capito, ve dovete fermare, ha detto qua dentro sai che c'è stato il putiferio, e poi cito qua, Fusinato, qua dentro c'è stato il putiferio, ha detto occhio non portarcelo a noi, né a me né a quell'altro, e c'ha ragione. Poi dà altre osservazioni e poi nel proseguo della conversazione sta intoppato Fracico, dice Fusinato, sta intoppato perché ha detto ieri ma mo sei mongoloide. Insomma, la persona che aveva incontrato il Fusinato aveva manifestato forti, diciamo, preoccupazioni per il futuro, diciamo così. Ancora, chi dice che la persona che stava intoppato, come dice Fusinato, fosse Di Francesco? Il capitano è convinto di questo, ma ancora una volta la onesta convinzione del capitano non vi può bastare. Occorre far riscontro ai dati probatori. Noto comunque che nemmeno da questa conversazione si ricava che l'oggetto della visita, o meglio la finalità della visita, fosse stata la dazione di un denaro. Semmai sarebbe stata la rappresentazione di un problema. Parliamo sempre della stessa udienza, la 26, del 26/6, foglio 58, secondo il capitano, il 1° marzo del 17 Esposito si sarebbe recato a casa del Pignataro. Qui ancora non abbiamo annotazioni, non abbiamo tracciati i GPS, non abbiamo testimonianze. E allora dice il capitano che era stata installata una telecamera in prossimità di via Rodolfo Villani e questa telecamera aveva ripreso Esposito entrare nel solito comprensorio. Avvocato, mi ripete la data per favore? La data della visita? Sì. 1/3/17. Grazie. Foglio 26/6, foglio Va bene, grazie. 58. Dicevo, era stata installata questa telecamera. Da questa telecamera era stato ricavato, era stato identificato l'Esposito entrare dentro il comprensorio. Tanto una prima osservazione. Dicevo prima dell'apprendista stregone alle prese con le regole dell'ordigno processuale. Insomma, qui il capitano, senza accorgersene, introduce un elemento di grave criticità, perché oltre alle sue parole, sistematicamente quando si incontravano li seguivamo, qui dà anche un'altra allegazione di fatti, ci dice che hanno installato addirittura una telecamera che operava H24, che registrava H24. E allora, quando dovremo valutare la prova sotto il profilo, come dire, quantitativo, dovremo tener conto di questo fatto. Cioè dovremo tener conto che l'accesso a comprensione di via Rodolfo Villani 61 era monitorato H24. L'esito quantitativo dell'accertamento dovrà essere confrontato, il suo significato, con questo dato, che non è introdotto dalla difesa, ma dal capitano. Ci ho detto, valgo sempre le regole probatorie, valgono sempre. E allora, dov'è la prova dal punto di vista processuale, non dal punto di vista della convenzione del capitano, che l'Esposito sia entrato? In una foto. Intanto questa foto, questo non ho certezza perché non sono riuscito a ricontrollare l'album, non mi pare, non credo che ci sia, ma pure se ci fosse dell'Esposito, cioè il fotogramma estrapolato, chi può dire che la persona che entra è l'Esposito? Qui siamo in presenza, cioè, di un documento, la foto, che però di per sé non vale nulla, vale se è operato un riconoscimento. E chi l'ha operato il riconoscimento? Il capitano? Siamo, come dire, su un campo piuttosto minato, e peraltro il capitano non ha detto espressamente di aver operato un riconoscimento su quella foto. Questo discorso è perfettamente analogo all'accesso asseritamente dell'Esposito a carica del Pignataro del 26 marzo 2020, del 14 marzo 2017, di cui il capitano ha riferito sempre alla solita udienza 26/03/2020, foglio 42. Siamo nella stessa identica condizione. Il capitano ha riferito anche di un'altra vicenda, di un altro incontro caduto il 2 marzo, quindi tra il 1 e il 14 marzo
in realtà non è proprio direttamente attinente al tema che stiamo trattando, perché non riguarda la questione degli incontri, della dazione di denaro, però per continuità e per ordine di esposizione è bene trattarne adesso. Mi riferisco alla vicenda caduta il 2-3-17. Il capitano ne ha riferito a foglio 59 della solita udienza del 26-6. È la vicenda del presunto incontro con i figli, quindi emissari del Refrigeri. Il capitano ovviamente non lo ha mai sostenuto, non aveva partecipato personalmente a quel servizio di osservazione, quindi ciò che ha riferito è stato null'altro che ciò che poi verosimilmente aveva appreso dai suoi collaboratori, o addirittura ciò che aveva appreso dalla lettura delle annotazioni di servizio. E quindi siamo in presenza di un dato di molto relativo valore di per sé. In atti però abbiamo un'annotazione di servizio, e qui però soccorre l'ordinanza del Tribunale del 5 novembre del 2019 al quale facciamo riferimento, secondo la quale le annotazioni di servizio sono sì utilizzabili, ma esclusivamente con riferimento alla documentazione fotografica e eventuali, non sono moltissimi, tracciati del GPS. Tutto il resto, ci ha detto il Tribunale, è inutilizzabile. Sono inutilizzabili quindi tutte le osservazioni, valutazioni critiche, allegazioni diverse appunto da questa documentazione. Questo è il provvedimento del Tribunale e noi ovviamente a questo provvedimento necessariamente dobbiamo stare, che peraltro è assolutamente condivisibile. Il punto è che la identificazione del figlio, o presunto figlio, cioè di Refrigeri, nell'uomo che inforcava lo scooter è stata opera di un accertamento successivo, di cui si dà atto proprio in una di quelle annotazioni, quindi inutilizzabile. Questo per quanto riguarda il gruppo cosiddetto Esposito. Dico subito che non è stato monitorato nessun incontro con Perulli o qualcuno attinente al suo gruppo, ma in realtà su Perulli abbiamo la questione delle ambientali, sulle quali poi in parte riferirò, in parte mi riserverò, visto l'ora e la complessità della discussione, di produrre una memoria. Con riferimento al gruppo Durante, all'udienza del 2 luglio 20, foglio 54, il capitano ha riferito di un incontro tra Durante Flavio, Kevin di Napoli e Di Francesco. Abbiamo anche una deposizione della maresciallo Aopa, che era stata sentita, come dicevo prima, all'udienza dell'1 giugno 20, qui foglio 42. Aveva detto la marescialla: qui si predisponeva questo servizio di osservazione e si accertava che alle ore 21:38 circa Di Francesco, a bordo della sottovettura Fiat Panda, eccetera, giungeva a via Alessandrino Civico 83 presso il bar Gran Caffè Alessandrino, ove attendo avevano due soggetti di giovane età, uno identificato in Durante Flavio e l'altro identificato in Kevin di Napoli. I due soggetti interloquivano fino alle 22:05, poi si allontanavano. Quindi abbiamo un incontro che inizia alle 21:38, finisce alle 22:05, quanto sono? Una ventina di minuti. I carabinieri non rilevano nulla se non appunto che si fossero incontrati. È un incontro che avviene davanti a un bar, quindi in luogo pubblico. Certamente non c'è nessun passaggio di denaro. Udienza 2-7-17, poi 58. Viene dato atto, che abbiamo riferisce, di un incontro 10-03-17, sempre fra Di Francesco e Durante Flavio. Anche su questo ha riferito maresciallo Pavopo. Sempre udienza 1-6, ovviamente, foglio 44. Dice, aveva detto il testo. Leggo dalla notazione, e fin qui, vabbè, di colore bianco, targata incomprensibile, non ci interessa. Il citato veicolo sostava all'incrocio tra via dei Promontori e via Angelo Olivieri con a bordo una donna e un minore, mentre i due soggetti raggiungevano Di Francesco nei pressi del bar Lo Spuntino, dialogavano pochi minuti all'esterno per poi recarsi all'interno dello stesso. Dopodiché alle ore 18:10 Di Francesco, Fabio e Durante si allontanavano. Alle 18:20 terminava il servizio. Quindi, facendo una mano di conti, come si suol dire, c'è un incontro che è durato anche qui una ventina di minuti, nessun passaggio di denaro.
Altro incontro, riferito dal capitano, però questa volta all'udienza del 15 settembre 2020, foglio 45, 31 marzo 17, Di Francesco da una parte, dall'altra parte Flavio Durante e Kevin di Napoli. Qui non abbiamo nessuna testimonianza, abbiamo un'osservazione, un verbale di osservazione, pedinamento, controllo inutilizzabile, tranne le foto. Comunque, a superare questa questione, diciamo, formale, sta di fatto che era stato un incontro che non aveva documentato nessun tipo di passaggio di denaro. 5-5-17, il capitano ne ha riferito sempre all'udienza del 15 settembre del 2020, qui ho dimenticato di scrivere la pagina, ma la troverete. Incontro fra Durante Flavio e Di Francesco, qui abbiamo OPC con foto, solo foto, ma anche qui, anche dalle foto, ma in realtà anche dalla notazione che il Tribunale ovviamente potrà leggere, non c'è nessun passaggio di denaro. Tutto qua. Signor Tribunale, tutto qua, non c'è altro. Eppure c'era stato detto che sistematicamente ogni volta che si incontravano noi registravamo. Ci è stato detto che era installata una telecamera davanti alla casa di Pignataro. Tutto qua. Allora, il capitano ha riferito di 3 incontri tra Pignataro e l'Esposito, 30-12, 1 marzo, 14 marzo, 17, e basta, né prima né dopo. Poi di un incontro Pignataro fusinato 21-1-17, come vi ho detto, come vi ho esposto. Nessuno di questi incontri è stato minimamente provato. In ogni caso, anche a tralasciare questo non esattamente trascurabile profilo della prova, cioè in nessuno di questi incontri era stata registrata o rilevata un passaggio di denaro. Sempre con riferimento al gruppo, ai rapporti cosiddetto gruppo Esposito, il capitano ha ipotizzato che il fusinato si sarebbe recato a casa del Di Francesco il 21 gennaio e il 22 gennaio, sulla base essenzialmente di intercettazioni ambientali, come ho detto, nessuna prova di passaggio del denaro. Ma lasciamo perdere il discorso della prova, che è operazione, come dire, sempre complessa da fare in tribunale, ma che certe volte può essere utile solo a fini espositivi. E diamo per scontato che i pochi 6 episodi, e 3, credo 4 per il gruppo di siano state verificate. È andato così. Veramente, per esempio, Esposito si è recato 3 volte, il 30 dicembre, il 1 marzo e il 14 maggio a caso del Pignataro. Vabbè, ma allora dal punto di vista quantitativo, lasciamo perdere il discorso qualitativo, ma voi signori del tribunale, no, diciamo, l'uomo della strada, che ha solo non la vostra competenza specifica, la vostra cultura professionale, ma ha il buon senso, come valuterebbe 6 eventuali dazioni su 82? Perché le dazioni, l'abbiamo detto, avrebbero dovuto essere 82 perché erano settimanali, ha detto il capitano. Come lo valuterebbe? Crederebbe all'affermazione del capitano, oppure direbbe mi sa che il capitano ha allegato sue convinzioni, non dati di fatto. Sarebbe difficile smentirlo. E lo stesso vale per il gruppo Durante, perché qui parliamo di indagini molto intense, molto come dire, sostenute, hanno prodotto la montagna, diciamo, di questi indagini hanno prodotto davvero un piccolissimo, trascurabile topolino, se vogliamo usare una metafora, quella metafora che l'avvocato Madia non ha trovato. Se vogliamo viceversa stare fatti, siamo in presenza di un esito quantitativamente così sproporzionato da non necessitare, rispetto alle esigenze dimostrative, rispetto alla tesi, da non necessitare davvero nessuna ulteriore osservazione. Dopodiché, dove stanno le dazioni di denaro? Non sono state riscontrate. Ciò detto, siccome tutte le parti sono obbligate a una leale esposizione dei fatti, salvo poi ovviamente produrre la propria interpretazione di essi, che è viceversa libera, ci sono state dazioni di denaro. C'erano effettivamente dei rapporti di dare e avere
fra Di Francesco e in particolar modo Fusinato. Perché? Ma perché lo dice Di Francesco? È vero. Perché di Fusinato in realtà non gestiva, come ha detto l'avvocato Madia, forse a delle reminiscenze antiche, un giro di scommesse clandestine. Ha fatto, no, Fusinato era gestore di alcune sale autorizzate di scommesse. Fusinato era anche lui uno scommettitore, oltre che essere un gestore. Di Francesco, poi lo vedremo, addirittura era affetto da una grave forma di ludopatia. Nel suo scritto vi ha detto che lui giocava praticamente su tutto, dopo essere stato un giocatore professionista di notevole valore. Appunto, lui era un giocatore professionista del poker. Quando si scommette sul pallone o su qualunque altra cosa, come dire, conta solo la fortuna. E lì evidentemente Di Francesco non ne aveva molto perché ha perso moltissimo. Come spesso accade in queste situazioni, vabbè, si scommetteva insieme. Come spesso accade quando c'è un'amicizia, una conoscenza almeno. E Di Francesco ce l'aveva con Fusinato, perché Fusinato era amico del suo figlioccio o figlio adottivo Sagoni Lorenzo. E si dice: giocami questa partita, giocami 100 sulla X partita o sulla 3 partite. Dopodiché se si perde bisogna pagare, se si vince si riscuote. È un modo assolutamente ordinario di giocare. Era questo che succedeva. È questo che ha scritto Di Francesco. Qualche volta si vinceva, qualche volta si perdeva, qualche volta si giocava insieme, perché anche Fusinato giocava. E allora c'era questo passaggio di denaro. Qualche volta accadeva che il recalcitrante Pignataro, che era assolutamente non d'accordo, era anche preoccupato della deriva presa dall'amico, era costretto a ricevere delle persone che portavano denaro che era però destinato all'amico a scopo di scommesse. Quindi arrivo a dire che non si può escludere che Esposito davvero fosse andato da Pignataro, ma al più, volendolo ritenere provato, cosa che non è, si dovrebbe ritenere quella al più, ma sarebbe una congettura, quell'accesso esclusivamente finalizzato appunto al versamento non della settimana, la quota, la merendina, chiamata come vi pare, ma appunto delle somme che il Pignataro, obtorto collo per la verità, come lui credo abbia anche scritto, aveva accettato di riscuotere in nome e per conto del suo fraterno amico dedito al gioco. Ora, da quanto abbiamo esposto, è piuttosto evidente la ragione per la quale il capitano ha definito più volte, se non ricordo male, la scelta di Francesco a un certo punto di cambiare casa un colpo di fortuna. Perché grazie a quella scelta i carabinieri avevano avuto contezza, prima ancora che il Di Francesco andasse a abitare nella nuova abitazione, aveva consigliato, diceva, ai carabinieri di imbottire la nuova abitazione di microspie e quindi di acquisire una massa significativa di elementi probatori attraverso le intercettazioni ambientali che nella valutazione del tribunale, del capitano, erano state estremamente utili. E certamente è così, salvo poi valutarla. Perché se le risultanze erano queste che io vi ho esposto, beh, c'era ben poco. E allora si capisce quella scelta della procura fatta a novembre del 2017, quando il capitano era andato lì a prospettare ai magistrati competenti, allora la dottoressa Calò e il dottor Prestipino: guarda, noi abbiamo elementi concreti, questi sono dell'associazione agguerrita, bisogna arrestare. La procura ha detto: indaga ancora, perché gli elementi erano quelli, totalmente inconcludenti, totalmente asignificativi. In quel caso la procura aveva esercitato il suo compito precipuo di filtrare le convenzioni della polizia giudiziaria. E quindi oggettivamente, direi anche dichiaratamente, le intercettazioni ambientali avevano acquisito allora e acquisiscono oggi la qualità di prova centrale, cioè di prova senza la quale il processo, addirittura come correttamente aveva ritenuto la procura a suo tempo, non poteva essere nemmeno iniziato. Io dico subito che ho preparato, come è doveroso, anche fare un'analisi delle conversazioni, tenuto conto dell'ora e tenuto conto soprattutto che il Tribunale rinvierà la sua decisione al 30 settembre, non farò alcuna analisi, quindi darò alcuni cenni, riservandomi poi di esporre per iscritto ciò che avrei dovuto dire, forse meno efficacemente, in maniera orale. Ciò detto, si devono fare alcune osservazioni, si possono fare alcune osservazioni di carattere
generale riguardo all'affidabilità della prova che è finita col divenire centrale, cioè le intercettazioni ambientali. E sono considerazioni che devono essere fatte sotto due profili, o se si vuole sotto due versanti, non quello dell'utilizzabilità che ho trattato l'altra volta, e oggi produrrò memoria a sostegno di quell'osservazione e formalizzando l'eccezione ovviamente nelle conclusioni scritte che depositerò. Dicevo, due versanti, uno attinente all'affidabilità della prova in sé considerata, parlo di questioni sostanziali, di questioni formali che lascio da parte, ne farò un cenno solo. L'altra relativa alla personalità e quindi alla credibilità dei parlatori, perché in quelle conversazioni i parlatori sono sempre due, sostanzialmente, sono sempre due quelli rilevanti, e cioè a dire Perulli, Natale da una parte e di Fabio Di Francesco dall'altra. E allora, dal punto di vista oggettivo, è un dato di fatto che il Di Francesco fosse stato intercettato presso la sua abitazione, almeno, lo uso anch'io questo avverbio, dal 12 aprile 2018, perché il primo progressivo di cui è stata chiesta la registrazione è appunto in quella data, fino all'8/6/2018. Quindi complessivamente per 55 giorni, cioè l'attività di intercettazione ambientale presso l'abitazione di Di Francesco era stata di almeno 55 giorni. La mancata redazione dei processi verbali di registrazione ed anche l'assenza di una documentazione equivalente, tale non sono, per le ragioni che ho esposto, i verbali di fine ed inizio, di fine, quelli di inizio non avrebbero potuto essere in partenza, non consente a noi, ma soprattutto a voi, di disporre di un dato assolutamente essenziale, che sarebbe stato necessario conoscere preliminarmente per poter farsi una opinione razionale, fondata sui fatti, circa l'affidabilità della prova, ossia non tanto il numero dei progressivi, che pure sarebbe stato un dato significativo, quanto del numero delle ore registrate. Cioè per quante ore in quei 55 giorni Di Francesco, Perulli, la Sertori e chi altri erano stati intercettati. Noi, ma soprattutto voi, non lo sapete, e non lo sapete perché non sono stati redatti i verbali di registrazione. Insomma, è davvero superfluo che io mi attardi a dire al Tribunale, a sottolineare l'importanza di questo dato, perché anche qui, prima della competenza professionale, della cultura giuridica, occorre il buonsenso, perché evidentemente sulla base del buonsenso è certo che un certo discorso, qualsiasi discorso, se inserito in un discorso più ampio e articolato, assume un certo significato. Per esempio può assumere un tono scherzoso. Se viceversa unico, ne assume evidentemente un altro. Noi non abbiamo alcun riferimento. Questo in generale. Ma qui parliamo di conversazioni ambientali. E quindi il problema, meglio, la criticità determinata dalla mancanza della conoscenza circa il numero delle ore registrate è esponenzialmente implementata per un verso la natura dell'atto, per un altro dalle modalità di acquisizione dello stesso a fini di giustizia. Perché insomma, signori del Tribunale, nelle intercettazioni telefoniche, una conversazione, una telefonata è un progressivo. 100 progressivi sono 100 telefonate. Certo, poi possono avere una durata diversa e quindi assumere un significato diverso, e anche lì è necessario avere i verbali di registrazione o documentazione equivalente. Però nelle conversazioni ambientali non è così, perché addirittura la definizione della durata del singolo progressivo è lasciata alla discrezionalità sostanzialmente assoluta dell'operatore, che però non è neutro, perché è l'ufficiale di polizia giudiziaria che conduce le indagini e quindi anche legittimamente segue, direi fisiologicamente, segue una propria idea. E quindi da un unico discorso l'operatore, l'ufficiale, può ricavare un numero
diverso di progressivi, perché può spezzarlo in, supponiamo, 10 progressivi dalla durata di 10 minuti ciascuno, oppure farne uno solo, oppure farne 2, oppure farne uno più grande e uno più piccolo. Allora già l'attività di captazione sui esiti, voi lo sapete bene, sulla base della vostra esperienza di giudici, è materiale da maneggiare con le pinze, perché è estremamente insidioso, perché non sono fatti, sono parole, e quindi occorre essere estremamente attenti. Questo in generale. Ma una situazione di questo genere, dove sostanzialmente la, diciamo, elaborazione del materiale è lasciata alla discrezionalità nemmeno del pubblico ministero, il che, vuol dire, comprometterebbe un pochettino la questione della parità delle parti, ma addirittura dell'ufficiale di polizia giudiziaria, senza nessun controllo nemmeno da parte del pubblico ministero, cioè dell'autorità giudiziaria requirente. Quindi questione molto, molto delicata, che non può non incidere sulla affidabilità in generale delle intercettazioni. Perché? Perché è evidente che qualunque discorso, qualunque ne sia l'oggetto, se viene enucleato dal contesto, peggio, se viene rimaneggiato, può assumere un significato anche sideralmente lontano da quello reale. E allora, per rimanere all'esempio che ho fatto prima, cioè di una conversazione continuata nel tempo di un'ora, se se ne spezzano 3 o 4 segmenti a discrezione, evidentemente, si è nelle condizioni, a prescindere anche dalla volontà, di dare al progressivo, cioè al materiale posto alla disposizione del giudice, il significato che si vuole. Quindi non siamo in presenza di un elemento obiettivo. La mancanza dei verbali, ma diciamo più in generale la mancanza del dato circa il numero delle ore registrate, fa sì che noi non sappiamo per quante ore effettivamente sia stato registrato il Di Francesco, come abbiamo detto, e quindi dobbiamo necessariamente affidarci a un calcolo prudenziale, il che già non è completamente legittimo. Le parti hanno diritto a avere certezze, non devono andare per approssimazioni. E allora però facciamo un calcolo prudenziale, però legato al fatto. Diciamo che per ogni giorno dei 55 le conversazioni fossero durate 10 ore, cioè 10 ore al giorno. È un calcolo prudenziale, ma legato anche a un dato obiettivo. Perché? Per esempio, l'11 maggio 2018 il progressivo 2460 era stato registrato alle 13.59.01, verosimilmente era stato preceduto anche da qualche ora di intercettazione, ma siamo a questo dato. 13.59.01. Nello stesso giorno, l'ultimo progressivo, noi non sappiamo se è l'ultimo progressivo registrato, l'ultimo progressivo di cui il pubblico ministero ha chiesto la trascrizione, era stato registrato alle 20.32.13, quindi credo 8 ore dopo, e quindi ritenere che ogni giorno dei 55 fossero state registrate 10 ore non è poi un calcolo peregrino, ha una sua affidabilità. La procura, legittimamente ovviamente, ha chiesto e ottenuto di trascrivere 25 progressivi, Presidente, 25, su migliaia, e che siano migliaia lo dice il loro stesso numero d'ordine, 2000, 2004, 2005, quindi 25 su migliaia, quindi una parte solo estremamente residuale di questo. Per di più, questi 25 progressivi sono concentrati in 8 giorni, 8 su 55. La dottoressa Pugioni ci ha riferito che globalmente le registrazioni di cui ella ha operato la trascrizione era pari a 7 ore e mezzo, 7 ore e mezzo su almeno 550. Quindi progressivi per 8 giorni su 25, su 55, 25 su migliaia, 7 ore e mezzo su almeno 550. Vogliamo dire che è un materiale molto, molto, molto residuale, marginale. Vogliamo dire che questa marginalità, a prescindere dal modo come il quale è stata elaborata, deve essere trattato non con cautela, arrivo a dire addirittura con sospetto.
perché è materia estremamente scivolosa, perché è veramente lunare, come ha fatto il capitano, assegnare a questo materiale, per di più poi leggendolo attraverso la lente deformante della sua convinzione, un valore addirittura assoluto. I progressivi poi sono stati spezzati secondo criteri non facilmente comprensibili, qualche volta durano mezz'ora, qualche volta 20 minuti, 10 minuti. A questo, come dire, aggiunge il discorso, elementi al discorso che stiamo facendo. Ma insomma è obiettivo che al di là delle intenzioni, quel materiale che vi è stato prospettato potrebbe essere stato gravemente alterato, o meglio, il suo significato potrebbe essere molto diverso da quello che appare. Ma si potrebbe obiettare che la difesa, invece di sollevare dubbi e tentare di introdurre criticità, avrebbe potuto produrre certezze. Avrebbe cioè dovuto e potuto attivarsi per individuare in quell'enorme massa dei progressivi eventualmente coerenti alla sua tesi, per cercare di neutralizzare la rappresentazione probatoria del pubblico ministero, e questo sarebbe stato certamente richiesto dal principio del contraddittorio. Le parti si confrontano su un piano di parità, quanto anche all'accesso al materiale, perché la parità ci deve essere, perché se no, senza parità, non c'è processo giusto, non c'è processo equo. Beh, noi ci abbiamo provato, Presidente. Voi, signori giudici, ancora non eravate inseriti nel collegio, quindi forse avrete letto le trascrizioni. Ci abbiamo provato. Sono stati necessari 2 o 3 successivi provvedimenti del Tribunale perché venisse messo a disposizione della difesa i cosiddetti brogliacci. Il pubblico ministero, alla fine, dopo 2 o 3 provvedimenti, dopo qualche incidente anche nel corso del dibattimento, alla fine si è risolto, mi verrebbe dire mollare l'osso, ma non sarebbe molto rispettoso, quindi non ho intenzione di mancare rispetto a nessuno. Comunque alla fine si è deciso a mettere a disposizione il materiale, che però evidentemente non è del pubblico ministero, è del processo, di cui non ha la disponibilità assoluta, e torniamo al discorso che facevamo prima della pretesa di una riserva di conoscenza esclusiva di determinati fatti. E d'altra parte era evidente che la possibilità di attivarsi da parte della difesa era collegata esclusivamente ai brogliacci, perché certo, se Pignatelli e Di Francesco fossero stati quelli che il capitano e il pubblico ministero ritiene che siano, cioè dei soggetti meritevoli di 30 anni di carcere, quindi del spessore di Gaetano Fidanzati, non sarei qui a farvi questo discorso, perché avrebbero disposto di milioni di euro e quindi non avrebbero avuto difficoltà a mettere a disposizione del difensore 20, 30, 50, 100.000, 200.000 euro necessari, che di queste cifre parliamo, per affidare ovviamente a una struttura specializzata, anche attrezzata, l'ascolto di tutta la massa delle conversazioni per identificarne di quelle eventualmente utili. Pignatelli e Di Francesco sono persone di buona condizione economica, come noi abbiamo dimostrato, ma certamente non sono nelle condizioni di mettere a disposizione del difensore quelle risorse. E quindi, come dire, l'unica possibilità in teoria era quella dell'ascolto a campione. Ma l'ascolto a campione rispetto a migliaia di ore di conversazione era necessariamente legato ai brogliacci, e quindi torniamo alla richiesta della difesa. Bene, come dicevo, te due, noi due, con grande difficoltà finalmente abbiamo potuto mettere le mani sui dischetti, perché i brogliacci non esistono fisicamente, sono dischetti, centinaia, Presidente, sono centinaia di dischetti, li abbiamo aperti e abbiamo constatato che c'era, ad essere larghi, un sunto su 100, per di più i sunti erano solo di quelle conversazioni che la polizia giudiziaria legittimamente riteneva rilevanti alla sua tesi. E qui dobbiamo intenderci, il brogliaccio non ha alcuna necessità e in realtà nessuna pretesa di esaustività, e nemmeno la polizia giudiziaria è fatto obbligo di riassumere tutte le conversazioni, darne un sunto. La legge non lo prevede nella maniera più assoluta, e quindi legittimamente la polizia giudiziaria fa il sunto di quelle che ritiene utili alla propria prospettazione. Il punto è, davvero critico, è che la difesa
perché il processo sia equo, perché il processo sia giusto, perché sia assicurato il principio del contraddittorio, meglio, sia stata assicurata la premessa del principio del contraddittorio, cioè la parità dell'accesso alle prove, non deve dipendere dall'estero di quello o quell'altro ufficiale di polizia giudiziaria. Ha diritto a un autonomo, efficace accesso al materiale probatorio per verificarne il contenuto. Senza questo non c'è processo, o meglio, non c'è processo in un paese che si voglia definire democratico. E la Cassazione, sul punto, non poteva essere più chiara, perché benché alcuni collegi della Cassazione siano influenzati da preoccupazioni di carattere sostanzialistico, addirittura il giudice di legittimità, e questo testimonia come certe derive vanno arrestate prima che sia davvero troppo tardi, però alcuni collegi della Cassazione mantengono la sensibilità che deve essere del giudice di legittimità. Sentenza 845 2021, 8045, sì, del 16/12/2020, relatore Giordano Emilia Anna. È un processo piuttosto complesso, ma a noi ci interessano solo 4 righe. Scrive la Cassazione: l'articolo 268 Codice di procedura penale prevede che le comunicazioni intercettate sono registrate e che dell'operazione è redatto verbale, nel quale è sommariamente descritto il contenuto delle conversazioni. La redazione del verbale di operazioni che documenta l'attività di polizia giudiziaria è prescritta, a pena di inutilizzabilità delle risultanze e operazioni stesse. Quindi la Cassazione ci dice: guardate che non soltanto il verbale delle registrazioni deve essere redatto, e non parla di inizio e fine delle operazioni, parla di verbale di registrazione, ma dice anche un'altra cosa. Dice che quel verbale deve essere redatto in maniera tale da contenere il sunto di tutte le conversazioni, e se questo non si fa, l'esito della prova è inutilizzabile, ed è giusto che sia così, ma non solo per ragioni formali, che pure nel processo conta, perché il processo è forma, oltre che civiltà. Se non c'è la forma, il processo si dissolve, e così tramonta la civiltà, non solo giuridica. Quindi i verbali di registrazione o documentazione comunque denominata, perché come dicevo prima la scorsa volta il problema non è terminologico ma sostanziale. Ci deve essere una documentazione che, fra le altre cose, dà conto del sunto di tutte le conversazioni, e ovviamente è assurdo pretendere che questo venga fatto nei verbali di fine e inizio operazioni. Comunque in questo caso non c'è questa indicazione. Quindi questo è un caso nel quale il dato formale, non voglio urtare suscettibilità, ma diciamo la mancata applicazione di una norma processuale che da che mondo è mondo però costituisce una legittimità, si salda, concorre sotto il profilo sostanziale a compromettere alla base il diritto di difesa, perché gli impedisce quell'accesso autonomo, libero, non soggetto a alcun controllo, che costituisce il presupposto del principio del contraddittorio, che a sua volta presuppone la parità delle parti all'accesso alla prova. Pignatari e Di Francesco sono restati, Presidente, letteralmente seppelliti sotto la massa delle intercettazioni. A causa della mancata produzione di documentazione idonea, gli è stata negata anche la possibilità astratta di potersi difendere provando che, come ci insegna la nostra Corte Costituzionale, ma in infinite sentenze, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è la declinazione essenziale del giusto o equo processo, a dirla secondo la Convenzione. Questo dal punto di vista oggettivo. Quindi abbiamo un materiale gravamente compromesso, molto insidioso, di assai dubbia legittimità. Ma poi, come sempre accade, nel valutare le conversazioni tra due persone, conta pure chi sono le persone. Perché certamente, se si intercetta, faccio un esempio, il Presidente Draghi, si potrà essere certi che, a meno che non stia scherzando, ciò che dice pensa, più o meno, diciamo, come tutti i politici, ma certamente non straparla. Ma lo stesso, Presidente, non si può dire di Verulli e Di Francesco, che sono due personaggi molto, molto particolari. Il capitano si è mostrato convinto che qualunque cosa Verulli e Di Francesco dicessero
fosse corrispondente alla realtà, o almeno alle loro intenzioni, a escludere cioè in radice che i due straparlassero, o semplicemente parlassero in libertà. Vedremo che poi, non lo vedremo qui, vedremo nella memoria che questo atteggiamento un pochettino unilaterale e totalmente irrazionale è semplificato in maniera clamorosa rispetto al preteso tentativo di uccidere Ivania Di Michele. Insomma, lì i due dicono bisogna ammazzarla perché si droga, perché fa questione, bisogna mandarla in comunità o ammazzarla, e secondo il capitano era un progetto in corso di omicidio. Questo dà l'idea della astrattezza dell'approccio del capitano. Ma chi sono Perulli, i due parlatori, Perulli Natale e Di Francesco? Perulli intanto è un tossicodipendente, perché dalle conversazioni emerge che è persona che entra e esce dalle comunità. Vedrete nell'analisi che addirittura ci sono alcuni passaggi dell'analisi delle conversazioni, vi farò per iscritto, vedete ci sono alcuni passaggi, lui mentre parla dice che non dorme la notte, che è affetto da prurito, che gli hanno tolto tutto, cioè, è uno che ha problemi seri di nervi, è un soggetto con anche problemi di equilibrio, cioè che la vicenda oggetto delle conversazioni dell'11 maggio del 18, dove lui sostanzialmente diceva una grave aggressione, gli sparano dentro casa, però poi si barrica, si arma della balestra, dice vuole buttare una bomba, però poi chiede del denaro, insomma è una persona con complessi problemi di equilibrio. Dopodiché emerge chiaramente come una persona tesa a conquistarsi la considerazione di Francesco, perché attribuisce a Di Francesco un notevole spessore criminale. Perché è vero che Di Francesco è stato assolto una prima volta 2 anni di carcerazione e poi arrestato nuovamente nel processo Nuovo Alba, cioè nel processo a carico del clan Fasciani, perché addirittura non c'erano gravi indizi di colpevolezza. Però è anche vero che Di Francesco è stato letteralmente massacrato da una certa stampa. È stato presentato, e poi ne diremo poi quali conseguenze ha avuto dal punto di vista psicologico questa aggressione mediatica, è stato rappresentato come un boss. La vicenda dell'Italy Poker di cui ho discusso è stata rappresentata anche dalla stampa, da certa stampa, da certi giornalisti, come la contrapposizione fra due gruppi criminali. E quindi Di Francesco era stato presentato a tutti come un personaggio di spicco, mentre poi invece, ovviamente, aveva vissuto in maniera drammatica il fatto di essere stato ferito senza nessuna ragione, e anche di questo dirò nell'analisi scritta. Sta di fatto però che Perulli ci aveva creduto. Per Perulli Di Francesco era effettivamente quello che i giornali dicevano che fosse. Per di più Di Francesco ha 17 anni più di lui, c'è un notevole stacco di età. Per di più Perulli mostra di spararle grosse, perché qui pure nelle trascrizioni ammetterà di essersi inventato, è vero 15 anni prima, dicevo voi dite 15 anni prima, sì, per il capitano la cosa era successa oggi, perché il capitano c'ha anche questo problema, ha una grande passione per la storia, però come dire poi appiattisce il tempo, tutto è nel presente. Il Perulli dice 15 anni fa mi sono inventato addirittura tagliando un agguato, quindi è il tipo che si inventa un agguato e si taglia pure per dargli credito. Questo è Perulli. Dopodiché Di Francesco chiaramente asseconda questa sorta di venerazione che Perulli ha per lui, per vanità forse, ma soprattutto per esigenze pratiche, perché sono molti i passaggi delle conversioni ambientali in cui Di Francesco gli dice mi dispiace chiederti la saldatura, mi dispiace chiederti i literali. Sta di fatto che Di Francesco nella sostanza sfrutta la venerazione che il Perulli ha per lui sostanzialmente per farsi fare dei lavoretti a casa. Perulli è questo. Ma fra i due parlatori, il personaggio sotto certi profili più inquietante è proprio Di Francesco, Fabio. Io veramente ero stato molto incerto se parlare pubblicamente dei problemi psichiatrici di Francesco, perché sono problemi che davvero sono così delicati che riguardano molto da vicino la privacy della persona. E davvero non l'avrei fatto, Presidente, anche se l'argomento è importante, se non fosse stato sollecitato dalla surreale richiesta di 30 anni di carcere, per di più accompagnata dalla estrema valorizzazione di quelle conversazioni ambientali. E allora bisogna mettere da parte le remore anche giustificate e quindi confrontarci sui fatti. Allora, è un dato di fatto che Di Francesco
nel 2000 avesse tentato, ma molto seriamente, il suicidio in carcere. E era andato molto vicino a attuare il suo intento. Era stato salvato per caso da un agente di polizia penitenziaria che l'aveva sostenuto fino a che non erano arrivati altri colleghi dell'agente per aiutarlo a togliere il corpo del Di Francesco dalle sbarre alle quali si era appeso per il foto. E appunto, per evitare di stare nel generico, bisogna ricordare ciò che era stato scritto, il reperto che era stato redatto in occasione di quella vicenda, non da un medico di parte, ma dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale San Camillo. Era stato scritto: familiarità per malattia depressiva, padre, e schizofrenia zio materno. Sono questi i problemi, quindi questa è la famiglia, le ascendenze del Di Francesco. Il paziente presenta una storia clinica con esordio in età infantile, con comportamenti impulsivi e autolesivi. Durante la detenzione grave, e il sanitario pubblico, grave tentativo di suicidio per impiccagione con allucinazioni uditive a carattere imperativo. Attualmente presenta un quadro caratterizzato da umore subeccitato, logorrea, eccetera. Presenta inoltre episodi di restringimento della coscienza in cui rivive in maniera angosciata il tentativo di suicidio. Depressione maggiore con sintomi psicotici, attualmente in remissione parziale. Questo è il referto. Dopodiché il Di Francesco riacquista la libertà, però vive due vicende molto traumatiche. Viene ristretto in carcere per Nuova Alba, parliamo di luglio 2013, viene scarcerato per un mese, ma voi pensate che impatto aveva potuto avere in un soggetto che aveva vissuto quell'esperienza, che aveva questi precedenti, il fatto di essere portato nuovamente in carcere sia pure da innocente. Per di più si era verificato l'episodio dell'Italy Poker, sempre nel luglio 2013, il suo grave ferimento. C'è una descrizione drammatica nelle conversazioni ambientali dove lui racconta che davvero si era salvato a stento dalla furia di chi lo aveva aggredito. Sta di fatto che a partire dal 3/2/2014 Di Francesco capisce che non ce la può fare da solo e quindi viene sottoposto a un trattamento presso il Dipartimento di Salute Mentale ASRM3 di Fiumicino. E quindi c'è tutta una cartella che io vi ho prodotto, comunque qui ve la illustrerò in sintesi, rispetto all'evoluzione delle condizioni psicologiche di Francesco, che si prese il 3/4/2014 si presenta luce orientata e curata, racconta che l'ansia sia nuovamente ridotta, sebbene si presenti occasionalmente in forma di come se tornassero ad arrestarlo a casa, oppure di essere aggredito, che erano esattamente i traumi che lui aveva vissuto. Inoltre teme i luoghi eccessivamente chiusi senza finestre, a suo dire gli ricorda una cella di sicurezza. Si tratta di pensieri con caratteristiche pseudo-ossessive. Poi il trattamento prosegue, ovviamente vi faccio grazia della lettura. 16 aprile 2015, era passato un anno, io vi leggo stralci del diario clinico che è continuativo. Si segnala tensione questo non ci interessa, in reazione tematizzata alla storia ventennale a suo dire di errore giudiziario, che ha pregiudicato tutti i suoi progetti, le realizzazioni vitali svolte. Al momento riferisce di non avere stima di mettersi in gioco, in quanto teme che poi una nuova situazione possa abbattere quanto costituito. Cioè Di Francesco era uscito anche comprensibilmente traumatizzato, e vorrei vedere che non fosse così anche da parte di un soggetto, come dire, in ben altre condizioni, da essere stato arrestato 2 volte per fatti che non aveva commesso. E poi ancora 27/2015, a proposito dell'impatto di una certa stampa, racconta di sentirsi pressato dalla vicenda giudiziaria e giornalistica. La vicenda giudiziaria e giornalistica era quella dell'Italy Poker, in cui quasi quotidianamente viene rimandato, e poi fa il nome, il giornalista De Angeli, situazione che essa che ha creato un vissuto di impotenza che farebbe aumentare la rapidità e la tensione interna, e così via. Poi a un certo punto, insomma, il Di Francesco, grazie alle cure intense, anche farmacologiche, intendiamoci, oppure crede di essere guarito, che è l'equivoco nel quale cadono tutti quelli che hanno questo tipo di patologie.
interrompe il trattamento, immediatamente dopo cade nella ludopatia di cui abbiamo trattato, viene nuovamente arrestato e si ripresenta lo stesso problema inevitabilmente. Qui abbiamo pure questo che ho prodotto, un verbale di pronto soccorso 2/5/19. Scrivono i sanitari: trasportato al 118 per stato di agitazione presso circondariale con tendenza all'aggressività etero e autodiretta, accompagnato alla polizia giudiziaria, effetto da disturbo bipolare, recente ricovero presso la psichiatria di questione di aprile ultimo scorso, perché era già stato ricoverato presso l'ospedale di Frosinone. Sulla base di questi elementi, questo tribunale, sia pure in diversa composizione, aveva ritenuto la incompatibilità delle condizioni del Di Francesco con le condizioni carcerarie. Era stato posto agli arresti domiciliari per questo motivo, perché manifestava il Di Francesco una condizione di patologia psichiatrica tale da determinare una condizione di incompatibilità. Una volta scarcerato, questa volta questo tribunale, in questa composizione, quante autorizzazioni avete concesso, signori? Credo che anche voi, come me, abbiate perso il conto. In un'occasione la Presidente giustamente aveva sollecitato un aggiornamento della situazione, lo ricorderete, e noi avevamo richiesto a nostra volta un aggiornamento ai sanitari quando ci hanno detto: questa persona non deve interrompere il trattamento, è estremamente pericoloso, è una persona che corre sul filo del rasoio. L'abbiamo prodotta il Tribunale, ovviamente ha ripristinato i permessi. Oggi Di Francesco non è qui a ascoltare questa discussione, sapete perché? Perché non è nelle condizioni di saltare la visita, è estremamente pericoloso saltare la visita. Ultimo dato: Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile delle condizioni visive da sordità, INPS, dice, questo è datato recente, è stato visitato il 29/03/21, dice: la Commissione medica riconosce l'interessato invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, non più revisionabile a norma. È un malato di mente, purtroppo per lui, Di Francesco. Può avere una vita relativamente normale soltanto seguendo rigorosamente le prescrizioni e non scantonando nemmeno un minuto dalle visite. Questo è il soggetto. Lo è adesso, lo era ancora peggio allora, perché adesso viene da 2 anni circa di cure continuative. Figuriamoci com'era all'epoca in cui conversava con Perù. Allora, quando Di Francesco dice le cose che dice, ma davvero noi possiamo ritenere, come ha ritenuto il capitano, che quella è verità rivelata? Oppure non dobbiamo tener conto che parliamo di una persona che ha problemi psichiatrici? Cioè vogliamo giudicare, spero che non mi senta, il tasso con le sue parole? Vogliamo impiccare la persona malata di mente con la corda che lui dà, parlando peraltro con un altro che magari passa, non è, ma insomma qualche problema lo ha anche lui. Qui era previsto che io poi facessi l'analisi delle conversazioni, ovviamente non è il caso, e approfittando del rinvio produrrò una adeguata memoria che darà riscontro delle cose che sto venendo. Sì, avvocato, però verbalizziamo che non è che lei la produce la memoria. 121, Presidente. Sì, al giorno. No, questa settimana la produrrò. Ah, vabbè. Cioè, non mi faccia, diciamo, entro la fine del mese la produco. Altrimenti non la... Anche perché adesso sono fresco, come dire, però siccome richiederebbe un'ora e mezza, lascio perdere. Come il Tribunale sa bene, diciamo, come dire, a causa di una dimenticanza, è stato necessario, o meglio, il Pubblico Ministero ha ritenuto necessario, e il Tribunale ha seguito questa impostazione, procedere a integrazione probatoria, attraverso la quale sono stati acquisiti sostanzialmente, credo, migliaia di SMS, ai quali si è voluto assicurare un valore addirittura decisivo, sono stati estremamente valorizzati nella memoria del Pubblico Ministero, peraltro nel contenuto ricavabile dalla informativa, ma su questo sono già diffuso e non voglio tornarci. Però siamo davvero all'ultima frontiera, all'estremo limite della congettura elevata a sistema.
Perché già, abbiamo detto, le conversazioni telefoniche è materiale che richiede una certa attenzione critica. Ancora più le intercettazioni fra presenti, ma almeno lì siamo in presenza di discorsi più o meno compiuti. Ma gli SMS sono di per sé, per loro natura, estremamente equivoci, di molto relativo valore. Perché? Perché certo non presentano problemi di interpretazione del loro significato, perché sono, diciamo, delle comunicazioni naturalmente, necessariamente molto stringate, ma perché possono acquisire eventualmente un qualche significato probatorio soltanto se collegati fra di loro e poi posti in relazione ai fatti che si intende provare, che sono tutte operazioni non oggettive. Sono operazioni, cioè, che richiedono, nella migliore delle ipotesi, un procedimento logico deduttivo, all'esito del quale si definisce o si stabilisce il loro valore, oppure, nella peggiore delle ipotesi, ma è purtroppo quella che ricorre nel caso di specie, gli SMS vengono collegati insieme in base a una convinzione preconcetta e quindi hanno un valore pari a 0. Dopodiché c'è stata un'altra difficoltà che credo il Tribunale avrà già riscontrato. Il Pubblico Ministero, nel formulare la sua richiesta, ha fatto riferimento ai RIT. Il problema è che la stessa persona è capitato che nell'arco dello stesso periodo avesse in uso più utenze e quindi fosse stato bersaglio di più RIT. Quindi, preso così com'era, il materiale era talmente caotico da non avere nessun significato. È stata opera molto difficile metterli in ordine cronologico, a prescindere dai RIT, perché solo così si può capire un qualche cosa di tutto quel materiale. Ciò detto, il capitano ha fatto un'osservazione, una constatazione obiettiva e onesta, e occorre dargliene atto dopo tante critiche. E cioè ha ammesso che in nessun RIT, parliamo di migliaia, ci fosse un qualche lontano riferimento ad attività in tema di stupefacenti. Cioè i RIT di per sé sono neutri, non hanno nessun riscontro, nessun riferimento, nemmeno lontano, nemmeno ipotetico, con attività in tema di stupefacenti. Io aggiungo, sotto altro profilo, che quando emergono delle cifre, e in alcuni casi effettivamente emergono, o sono minime, dubiotte, 100 euro, 500 euro, oppure sono generiche, 2, 2.5, 3, si dice sono 3.000, sono 2.500, è una congettura però, non c'è un dato di fatto, perché visto che altri si parla di 100, 500, potrebbero essere anche 200, 300, quindi già in partenza abbiamo questa relativa affidabilità del materiale, utilità direi più che affidabilità del materiale. Allora, con molta fatica, dopo quell'operazione di organizzazione diacronica, è possibile, io credo, individuare 3 diversi filoni nel materiale. Un filone è costituito dagli SMS relativi ai rapporti fra Di Francesco e Pignataro da una parte e dall'altra parte la coppia Bonti-Silvio. Poi c'è un secondo filone che riguarda gli SMS tra Di Francesco e Perulli, poi un terzo filone, Perulli anche Durante per la verità, e poi un terzo filone riguarda i rapporti tra Di Francesco da una parte e Fusinato Esposito dall'altra. Non ho citato quello che è il filone sotto un certo profilo, per usare la mia espressione, più consistente dal punto di vista qualitativo, cioè gli SMS fra Pignataro e Di Francesco. Non l'ho citato perché sono SMS, intanto, come vedremo, a parte alcuni di per sé assolutamente neutri, ma soprattutto perché testimoniano soltanto una cosa, cioè che i due avessero un rapporto fraterno, il che spero non sia una colpa per il Pignataro, ma in realtà nemmeno per il Di Francesco. Allora, primo filone, Di Francesco, Pignataro da una parte, Silvio Bonti dall'altra. Prima constatazione, dal punto di vista temporale, questi contatti sono concentrati in un arco di tempo che va dal 17 febbraio al 30 marzo, quindi parliamo di circa un mese e mezzo. Questo dato oggettivo, credo, davvero, avrebbe dovuto impegnare il Pubblico Ministero a spiegarci come sia compatibile questa perimetrazione delle comunicazioni tra questi soggetti con la sua tesi,
e cioè a dire che Sibbio dirigeva il sodalizio costituito niente meno che almeno nel 2014, o comunque almeno dal giugno-luglio del 2016, e lo dirigeva attraverso, come dire, la cinghia di trasmissione del Pignataro e di Francesco. Ripeto, come sia compatibile il dato oggettivo per ripetizione temporale con questo dato, e perché, secondo logica, se Sibbio dirigeva l'associazione, avrebbe dovuto avere contatti molto intensi e soprattutto non circoscritti a questo limitato periodo. In realtà, come hanno rilevato più volte i suoi difensori e lo stesso Sibbio non era mai stato intercettato, cioè questo capo dell'associazione non è mai stato destinatario di nessun tipo di intercettazione, il che naturalmente suggerisce qualche domanda, oltre a che portare alcune conclusioni. Dopodiché, ve lo vedremo, non c'è traccia in queste comunicazioni di un qualche interesse a questioni di denaro. È strano, eh? È perché si dice Pignataro e Di Francesco ricevevano il denaro dal basso, ma mica lo trattenevano tutto, o meglio, non avrebbero potuto trattenerlo tutto, e avrebbero dovuto trasmettere o no al capo assoluto Sibbio, oppure Sibbio si accontentava di dirigere l'associazione per ragioni, come dire, di onore, onorifiche? Evidentemente no. Ci sarebbero dovuto essere necessariamente degli SMS, delle comunicazioni riguardava questo specifico fondamentale aspetto, e non ci sono. E torniamo al discorso che abbiamo fatto qualche ora fa. Questo dato è negativo, sì, è un non essere, però non è neutro, perché va correlato all'ipotesi accusatoria. Se l'ipotesi accusatoria fosse coerente ai fatti, bene, questo dato, questo non essere, avrebbe dovuto necessariamente essere un essere, mi ci passa l'espressione. Ovviamente l'analisi degli SMS è molto rapida, perché sono molto stringate. E allora, 17 febbraio, un SMS in entrata sul Pignataro da Di Francesco, sono quasi tutti in entrata sul Pignataro, credo ce ne sono 2 o 3 in uscita da Pignataro, a dimostrazione della diversità delle posizioni. Scrive meglio, Di Francesco: buongiorno Cump, non c'è giorno che non ce ne scopriamo uno nuovo e rimaniamo ma questa la pensata prima di dormire, mi sono convinto che era così, e corretti, attenti a tutto, vicino a noi sempre qua che non voglio parlare più. Poi non gli dà nemmeno il tempo di rispondere, è agitato assai Di Francesco, non è equilibrato, e praticamente 12 secondi dopo scrive: stamattina alle 8 ho buttato l'amo e ha abboccato. Poi Di Francesco parla in questo modo immaginifico, quindi rendendo molto difficile capire di che cosa sta parlando. Il solito amico Penna, che stavolta ha veramente esagerato e potrebbe farci passare pure da falsi con l'anziano, o veramente il vomito, ora sto a aspettare che mi chiama per sentire, insomma, lo leggete pure voi, ma cosa emerge? Emerge che c'è un qualche cosa in corso che coinvolge Penna, secondo l'accusa Refrigeri, da una parte, e l'anziano. È successo qualcosa per cui Di Francesco si preoccupa di passare lui per falso. Questa comunicazione del 17 passa quasi una settimana, quindi anche come dire, la continuità è molto relativa. 23 febbraio, ancora in entrata Di Francesco su Pignataro, scritto grande: mi dispiace tanto, io sto uscendo per andare a casa dell'anziano perché devo sentire una cosa, che il ragazzo non ho capito bene quello che dice, lo vado a sentire da lui, le cose di Penna l'ho nervosito e sta strano. Giriamo intorno sempre a questa faccenda. 24 febbraio, sempre in entrata: hai ragione, me la prendo male su tutto. Evidentemente Pignataro dice: calmati, lascia perdere, perché Pignataro, come vedremo, come dire, a tutte queste storie, queste chiacchiere crede assai poco, più che altro Pignataro dà ascolto, qualche volta distratto, sempre piuttosto scettico ai vaniloqui dell'amico. Me la prendo male pure su tutto, ieri sono uscito di corsa per andare a casa sua perché ha capito una cosa per un'altra, ma sempre tutto sto casino, gli spiegavo che non era possibile di una cosa e lui era convinto. Perché queste sono le conversazioni, e da questo si dovrebbe ricavare qualche cosa di un discorso, un senso compiuto. È quello che noi stiamo facendo, ma è difficile, la cosa, ci sono troppe cose vecchie. Allora, qui però questa frase ha una sua utilità e sta in quel gerundio: la cosa che stiamo facendo. Quindi vuol dire che siamo in presenza di una cosa, quale essa sia, che si sta facendo in quel momento, che non ha, come dire, un retroterra. Quindi siamo a distanze siderali dall'ipotesi associativa.
Quello che stanno facendo in 4, qualunque questa cosa sia, è una cosa che è nata in quel momento, è circoscritta e contingente. Quindi 14,54 è una raffica di Francesco, sempre rientrato su Pignataro, ma lui lo dice, tant'è vero che sabato ha prenotato per andare a cena con le mogli, un posto che ci dà tanto a portarci, non può capire come parla di te. Da dire che Pignataro e Silvio si conoscono, perché sono conosciuti in carcere, durante un periodo di detenzione comune. Ma lo so che l'età gli fa qualche scherzo, insomma, come dire, abbiamo visto pure noi gli fa qualche scherzo a Silvio, l'abbiamo constatato, e però è significativo che dica che gli fa qualche scherzo colui il quale sarebbe addirittura sottoordinato, colui il quale avrebbe accettato di essere diretto da Silvio, primo. Secondo, è evidente che la constatazione di Francesco, che lo scherzo, che l'età gioca qualche scherzo all'anziano, la fa in quel momento. Quindi significa che i rapporti erano nati in quel momento, che in quel momento si era posto il problema di capire se Silvio ci stava o no completamente con la testa. Cioè, a dire ancora una volta, siamo a distanze siderali dal contesto associativo. E qui finalmente c'è un SMS di Pignataro in uscita. Capito? Poi ne parliamo, gli dice che se fosse pensa lui lo mandiamo a fa pure noi e ci sentiamo dopo. Quindi, come dire, insomma, non gli dai troppo peso. Ma soprattutto, dice Pignataro, se è come dice lui, cioè se Penna si comporta male, anche noi lo mandiamo a, come lo interpretate? In un unico modo possibile. Che addirittura non solo la cosa era legata a una contingenza, ma addirittura in realtà non è nemmeno unica. Cioè si capisce che separatamente Silvio, il poverino Bondi da una parte, e Pignataro di Francesco stavano pensando di fare un affare con la stessa persona, quale esso fosse. Dopodiché il cattivo comportamento di questa persona con il Silvio faceva pensare al Pignataro e al Di Francesco di recedere anche loro da quel progetto. Quindi anche sotto questo profilo, ma dov'è la condivisione di un unico progetto associativo? Stiamo parlando di tutt'altra cosa, è questo che emerge dagli SMS. E poi 26 febbraio è entrata sempre sul solito Pignataro da Di Francesco. Buongiorno, alla fine siamo andati bene, riferisce della cena del giorno prima, e ha tirato fuori, si deve intendere ovviamente Silvio, pure una cosa carina, ogni tanto sempre qualcosa di buono pare che viene. Quindi sembra che la cena sia stata preordinata alla prospettazione da parte del Silvio di una cosa carina, quindi di una cosa che addirittura era da mettere in cantiere, altro che associazione. Risposta di Pignataro: sono contento che siete stati bene, e poi quel che sarà sarà, come dire, vedremo, so chiacchiere. Non ci crede minimamente Pignataro, perché conosce il suo amico, sa i suoi problemi. 26/6, entrata su Pignataro da Di Francesco. Sì, purtroppo si è capito che gliene fatte veramente tante, e visto il poco tempo che stiamo vivendo lo possiamo veramente immaginare. È proprio ambiguo, lo ha classificato. Evidentemente oggetto dell'incontro era stato il Penna e le sue malefatte nei confronti del Silvio. 26/2, sempre entrata su Pignataro, ore 15:23, e sì, comunque la cosa sembra sia buona, la cosa di cui hanno parlato a cena, quella cosa carina, quella cosa che andava messa in cantiere, e pare, così mi ha detto, sta solo a noi iniziare. Ma come? Questi avevano costituito un'associazione nel 2014, o almeno nel 2016, e siamo a febbraio 17 e dice sta solo a noi iniziare. Ma la cosa deve essere iniziata mesi prima, non adesso. E comunque è bello anche i Principi Sani, e per qualche volta si ombre da aspettare, a dimostrazione che non si conoscevano, non si frequentavano prima. E poi 26 febbraio, 15-20 sono in sequenza ovviamente, sempre in entrata, Pignataro risponde poco o niente, anche perché Di Francesco non gli dà manco il tempo di farlo, è frenetico, perché ovviamente è in una condizione di alterazione psicologica.
Poi mi ha fatto piacere perché dice, sempre Silvio, sarà pure in bianco, quindi non è persona interna a una struttura associativa che conduce, sta in bianco Silvio, è fuori dai giri. Però ancora qualche persona mi vuole bene, gli dispiace vedermi così evidentemente in difficoltà, non è il capo di una grande tentacolare associazione. Allora gli ha detto questa cosa e lui, visto che il ragazzo era preso a 3.000, gli ha detto che noi prima la voleva condividere con noi. Come dire, cioè il Silvio, grazie forse ai suoi pregressi, che in quel momento sta in bianco, cioè sta fuori dai giri, non è certamente il capo di un'associazione ripartita su forse 20 persone, gli si prospetta la possibilità di fare qualcosa, e che cosa dice? La vuole condividere con noi. Questo è un fatto di Silvio, che Silvio vorrebbe estendere anche a Pignataro. Non siamo in presenza cioè di soggetti legati in un contesto associativo, ma di soggetti che essenzialmente parlano, perché quanto a fare è tutt'altra cosa, di fatti comuni. 27, poi vabbè, di Francesco, qui invece questo Francesco scrive ancora a Pignataro, ma insomma non è rilevante. Di Francesco scrive a Pignataro: ieri sono andato via senza, lo dico per onestà di esposizione, ci siamo messi d'accordo per come fare e per avvisare Pacchi che questi giorni viene il picco del penna con lì, tanto a domani vieni giù per fare quelle cose mie, ritira la macchina così la mattina sto in zona pure io. E qui comincia a emergere Pacchi, di cui parleremo a proposito della contestazione sub 23. Passano i giorni, quindi vuol dire che ci sono giorni e giorni in cui gli sms sono tantissimi ma non hanno nessun significato. 11 marzo 10:48 Di Francesco scrive al solito Pignataro: ha trovato il giovane e sono stato contento che è venuto da solo, il giovane dovrebbe essere Bonti e non con il suo amico, perché ho potuto affrontare meglio il discorso e capire. Sono stato abbastanza chiaro sul fatto nostro, quindi c'è un fatto loro e un fatto nostro, non è lo stesso fatto, e come ne abbiamo parlato. Lui anche sembra abbia ricevuto il messaggio, anche perché altrimenti andrà per conto suo. Cioè all'11 marzo, dopo un mese, ancora era da vedere se i quattro persone sarebbero andate per conto loro, ciascuno per conto suo. Altro che associazione. 13 marzo, Di Francesco in uscita ovviamente, è sempre Francesco che scrive, qualche volta viene monitorato, l'SMS viene registrato in entrata su Pignataro perché sono monitorati tutti e due, qualche volta in uscita, ma è sempre Di Francesco che scrive. Sto un po' strano e pensieroso, c'è qualcosa che non mi quadra, oltre al fatto che questa cosa non mi passa, è un problema. 13 marzo, stesso giorno, 17:14, 5 minuti dopo, non lo so, però mi sta mettendo troppa ansia, non è bello, c'è qualcosa che mi fa dire così, e tu lo sai che su queste cose mi ci butto prima che ci si butta. Vuol dire, sto male, sto l'ansia, non lo voglio più fare. Quindi questo che significa? Che siamo ancora in una fase assolutamente prodromica di qualunque progetto si stia parlando. Tant'è vero che Di Francesco ritiene, ed è nelle condizioni di mi sa mi tiro fuori, non me ne importa più niente. E qual è la risposta di Pignataro? 17:16. Per me, decidi tu, per me è uguale. Come dire, insomma, mi stai bombardando di messaggi. Vai a cena, fai ma a me non mi importa nulla. Perché non ci crede. Lo asseconda certamente perché sa in che condizioni sta Pignataro, ma non ci crede, certamente non partecipa. Qui, per la verità, Di Francesco riceve il messaggio da Pignataro, ok, se devi organizzare col vecchio, per giovedì, e poi dopo calibrare il fatto. E su questo poi è costruita l'ipotesi accusatoria nei confronti del Pignataro rispetto al capo 29. Siamo arrivati al giorno cruciale, 29 marzo, perché è il giorno del sequestro a carico del Papacci presso il famoso box. Qui il messaggio di Francesco lo indirizza al Bonti, Simone. E lo so, ma questo momento è veramente brutto, non si sa perché, secondo me non è più il caso. Quando lo dice ti capisco, dice il capitano, volevano sospendere tutto, che hanno paura di essere arrestati, eccetera. Probabilmente così lo vedremo.
e così ma per ragioni diverse. Risposta di Bonti. È un messaggio registrato in entrata su Di Francesco. Basta che mi dici nel caso che tu lasci o anche noi. Questo dobbiamo sapere, come dire, tu te ne puoi pure andare, ma noi, che siamo un'altra cosa, quindi che certamente non siamo parte dell'associazione, andiamo avanti lo stesso. E poi anche 22 e 10 e il 29, questo è un messaggio in uscita di Francesco. Per come sta la cosa non dovremmo proseguire. Questo è ciò che pensiamo noi. Poi è giusto che anche voi dite la vostra. Ma sai che ci arrivi da solo. Risposta di Bonti. Non mi hai capito? Da quello che hai saputo ci possiamo entrare anche noi o solo voi? Come dire, questo è un problema che avete voi, perché voi siete una cosa e noi siamo un'altra. E io voglio sapere, visto che siamo stati in contatto, se questa cosa riguarda pure noi. Blocca tutto, poi ti spiego. Allora, qui qual è il fatto? Il fatto è che nemmeno il pubblico ministero ha ritenuto che si fosse in presenza di un fatto di rilievo penale. Ha ritenuto, seguendo il capitano, che Bonti, Simone, Silvio Salvatore, Vignataro e Di Francesco avessero messo in cantiere una operazione di importazione grazie attraverso refrigeri. Silvio ha sostenuto, l'ha sostenuto anche Di Francesco, che in realtà la questione riguardava dei brillantini. In realtà non c'è possibilità di scegliere l'una fra l'altra, ma mettiamoci nell'ottica del pubblico ministero. Diciamo che sì, è vero, che c'era questa manifestazione di intenti, perché oltre non si era andato, nella valutazione del pubblico ministero, che altrimenti avrebbe dovuto contestare il reato di tentato importazione. Non l'ha fatto perché ovviamente ha ritenuto che si fosse rimasti al di qua del penalmente rilevante. Ma ciò che rileva da questi SMS, che dovrebbero essere decisivi, è che evidentemente non c'è nessuna relazione stabile tra queste quattro persone. Queste persone si incontrano perché si erano conosciuti in carcere, l'uno propone agli altri una certa operazione, si discute, ci si controverte, fermo restando che erano operazioni anche separate, fermo restando che ciascuno di loro era nelle condizioni di aderire o no. Siamo, Presidente, a distanza siderale da ciò che sarebbe stato necessario che fosse in un contesto associativo. Rapporti durante. Qui davvero c'è stato un equivoco, un colossale equivoco di fondo, ma francamente determinato esclusivamente da una lettura superficiale. Capisco che il materiale è complesso, ma voglio dire, bisogna pure leggerlo e valutarlo criticamente. Intanto il 28 febbraio alle ore 21:06 stranamente c'è un messaggio di Vignataro a Di Francesco: scusa, viene amico del piccolo, piccolo sappiamo è Lorenzo Sagoni, ma perché va da Vignataro? Il capitano direbbe portargli i soldi, no, vanno da Vignataro che abita a Roma, a differenza di Francesco, per un motivo molto specifico: hanno problemi con quella che stava col piccolo, per questo vanno da Vignataro. Altro che appuntamento, tutte chiacchiere, tutte storie. Si trovano a Roma, sanno che Pignataro è il fratello amico di Francesco, gli vanno a dire di che cosa? Che quella che stava col piccolo, cioè Vania Di Michele, stava facendo, come diremo poi, la pazza. Di Francesco risponde: allora ho capito, già penso di sapere qualcosa, perché Di Francesco ovviamente qualche sentore deve averlo avuto, del fatto dei problemi creati dalla Vania. Ma viene pure Pa, abbiamo saputo Esposito, e poi la cosa tua confermata. Grazie e buonanotte, risponde Pignataro, questa cosa a me mi pare molto grave e brutta. È una matta! Di questo stiamo parlando. Di Francesco chiude il discorso, 21 e 22, non so più cosa fare, pure loro mi stavano dicendo che si stava comportando bene, e in più anch'io lo sto vedendo, ora non so più che gli ha preso oggi. Chi sono loro? Lo sappiamo, sono gli amici di Lorenzo Sagoni, cioè Durante, Kevin di Napoli, i due Durante, Kevin di Napoli. Questi sono gli amici, questi sono loro, questo è il gruppo Durante, che si relaziona, e lo vedremo, con Di Francesco relativamente al comportamento, ma anche al mantenimento di Vania Di Michele. 2 marzo,
entrata su Pignataro, da Di Francesco, ore 17:48. So aspettare venerdì che vengono loro, se riesco a fare tutta una cosa, solo non ci sto a capire più niente e disorientato. Oggi è tornata dal colloquio tutto contento lui. Chi è tornato dal colloquio? Vania Di Michele. Chi è lui del colloquio? Chiaramente Lorenzo Sagoni. Ma mi capisce, me l'ha detto Nat, Natalino Perulli. Pignataro. Allora qualcuno dice, come? Non è che a disturbare me a casa e mi dico che questa sta a fare la matta, poi va al colloquio e mi dice tutto bene. Qualcuno sta dicendo fesserie. 2 marzo 17:45, Perulli si relaziona con Perulli, Di Francesco si relaziona con Perulli, è vero quello che ha detto il capitano. Perulli aveva l'ingratissimo compito di fare da mediatore tra Di Francesco e Durante, ma anche, ancora più ingrato, fra la Vania Di Michele e Di Francesco. Ma qual è l'oggetto di questa mediazione? Era il comportamento della Vania, ma soprattutto il mantenimento della Vania. Dice, voglio proprio vedere, Sapervania, gli ha detto che non ce l'ha con lui, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di una vicenda di cui ha parlato, credo, anche il capitano, anzi certamente, per cui Lorenzo Sagoni ha la bella idea di mandare dei fiori alla sorella di Candiano Luca. Questo scatena la ire funeste della Vania Di Michele, il che determina poi, come vedremo, tutto un contesto. Ma di questo stiamo parlando. Stiamo parlando di stupidaggini di questo livello, della gelosia di una donna che sa che il suo uomo ha mandato fuori un altro, ammesso che sia una stupidaggine, insomma, poi credo che siano punti di vista. 2 marzo 17:47, Perulli scrive a Di Francesco, per la sorella, ma comunque mo non ci sta per cambiare, va pure più a rompere. E questo è il problema. E questo è il problema, è il discorso della sorella. 2 marzo 17:51, io sto così, è sempre una entrata su Pignataro, Di Francesco si sfoga, io sto così, non me lo pesse, se no li mando tutti a, è stanco di tutte queste chiacchiere, di tutti questi problemi. 2 marzo 17:50, Di Francesco scrive a Perulli, speriamo comunque domani, se vuole venire pure lei. Ma stiamo parlando dell'associazione o stiamo parlando dei problemi di Vania? Pure lui, pure i ragazzi vengono alle 15, venissero tutti, così si sistema una volta per tutte. Il contrasto, il conflitto è questo qua. Vania che dà di matto, Vania che vuole soldi, Vale che li prende da tutti e Di Francesco sta in mezzo, perché è il padre adottivo di Lorenzo Sagoni. Povero Perulli, però, insomma, SMS 17:52, io però non vengo, mi stanno a far scoppiare la testa, capito, il mediatore. 17:53, Di Francesco scrive a Perulli, è implacabile Di Francesco, approfitta insomma di quell'atteggiamento di cui dicevamo prima. No, lui sì, eppure va, devono venire, puoi venire, però Vania deve venire. E deve venire pure C, Candiano, dobbiamo risolvere questa questione. Pure S? Sì. 2 marzo 17:57, Di Francesco scrive al povero Perulli, facessero in modo di portare V con loro e se la senti digli, da parte mia, che se viene con loro deve stare buona, se no con me ha chiuso. Qual è la preoccupazione di Francesco? È quella di aver organizzato questo incontro chiarificatore nel suo progetto, cioè gli amici di Lorenzo che evidentemente si sono presi l'incombenza di mantenere la donna e la stessa Vania, ma si preoccupa che la Nane non tiene scandescenza e dice guarda che se tiene scandescenza con me ha chiuso. Questi, capito, sono gli SMS che qua abbiamo aspettato 4 mesi, 2 mesi abbiamo inviato il procedimento. 3 marzo, sempre Di Francesco, che non lo molla Perulli, ma quelli li hai sentiti, vengono alle 15 tutti insieme, pure V, vuole pure V, tutti, risponde Perulli. E poi 17:20 Perulli scrive a Di Francesco, sì, ieri mi ha confermato V, il box lo diceva AS. E qui veniamo a un SMS davvero rivelatore. Il RIT è il 118417 524.
è un messaggio in uscita da Di Francesco su Perulli. Attenzione, dice: come avevamo detto, per i soldi 500 a settimana, 8 a settimana, 500 a settimana, sono soldi che devono essere dati non a Di Francesco e tantomeno a Pignataro, devono essere dati a Vania. Di Francesco media questa dazione di denaro e dice Perulli: vero di far verità, prima sto scendo. E questa chiave di lettura, Presidente, è confermata dal SMS a due numeri, 1923 e 1924, parliamo comunque sempre il RIT 118817, comunque pagina 302 della perizia, dove praticamente Di Francesco riceve un messaggio da Perulli, gli dice: allora io faccio così, dice scrive Perulli, delle 500 300 va, quindi 300 le do a Vania, 100 le tengo io, di questo stiamo parlando, per il piccolo, cioè per Lorenzo. Poi quando riusciamo aprimo il libretto e 100 glieli faccio. Stiamo parlando di come dirottare questi 500 euro. Faccio un vaglio di 500 al mese a Lorenzo Savoni e me li riprendo 7 per 7, 100 gli regalo io al mese. Come dire, ci penso io, li anticipo io i soldi, li faccio il vaglio, poi me li recupero quando Kevin, Flavio, Massimo me li danno. Non va bene, dice Di Francesco, la risposta a questo. 1295-26. Mi sa che da quanto ha scritto lui, perché Di Francesco riceve le lettere da Sagoni, l'ultima volta, cambia un'altra volta, perché è Sagoni che decide come ovviamente non sarà di soldi. Però sicuro te lo dico dopo, mercoledì è il giorno in cui la Sartori andrà a fare il colloquio. Per ora dagli 300 per Massi è Massimino, cioè il figlio che Lorenzo Sagoni ha avuto da Vania, e 200 le tieni, come dire, quei 500 non glieli dare a Vania. E poi c'è un SMS l'12 marzo, dice è entrato Di Francesco da Perulli, questi sono chiusi, erano andati da qualche parte, e mo che ritornano so pure male, dammi mannassero una milletta. Evidentemente erano rimasti indietro durante di parecchio e quindi voleva la milletta, cioè i 1000 euro, di questo stiamo parlando. C'è un SMS del 14 marzo, 12:41, che non è interessante riguardo ai rapporti di cui stiamo parlando durante, eccetera, ma è interessante perché testimonia come questo discorso relativo al mantenimento della Vania si interseca anche in un altro discorso, quello delle giocate, perché dice: poi a me mi porti 1.500, dice Di Francesco a Perulli, lasci 100 per una giocata, poi 500 le prendi. Questi sono rapporti fra giocatori, giocano, vincono qualche volta perdono. Perulli e Di Francesco 1428-1429, RIT 1184. Va bene, ci ho pure litigato, si sono presentati con 550, evidentemente devono portare la milletta, evidentemente erano rimasti indietro di un paio di settimane, ce l'ho messi io, e anticipa, questi pure via. Poi mi mandi una giocata, così abbiamo chiuso. Che sono giocatori, dice: ok, dammi una giocata, me la gioco, va. Non lo chiami più. Mi hanno fatto rosicare, gli ho pure regalato 3 piotte, hanno vinto, mi hanno stufato, come dire, oltretutto gli ho dato 300 euro, le hanno giocate, hanno pure vinto. Il giocatore non è contentissimo che gli altri vincono per di più con i soldi loro. Eh, 26 marzo 17, progressivo 109, questo è il 1858/17, foglio 15 della perizia. Perulli riferisce a Di Francesco ciò che è accaduto, e qui, da qui evidentemente è venuta poi la storia della merendina. Sì, una merendina proprio, mi sono vergognato per loro. Evidentemente il Perulli aveva incontrato i Durante perché portassero la merendina, perché portassero il denaro per la Vania.
Dopodiché, siccome questo denaro era poco, è Perulli che conia l'espressione merendine nel suo gergaggio. Dopodiché, nella molto unilaterale valutazione del capitano, questa espressione coniata dispregiativa sostanzialmente, coniata dal Perulli per definire ciò che Durante o chi per loro aveva portato per Lavagna, diventa addirittura l'elemento sistemico attraverso il quale viene dimostrata l'esistenza dell'associazione. Siamo a questo punto, Presidente, siamo a questo punto di distanza siderale dai fatti. E poi dice 300, 3000, chi lo sa. Sta di fatto però che progressivo 113-114, sempre ditte 1858, foglio 16, Perulli scrive a Di Francesco, che qui il rapporto è: Di Francesco tormenta Pignataro con gli sms, dopodiché Perulli tormenta Di Francesco. Questo è il rapporto. Ieri si sono lamentati, si parla sempre ovviamente di Durante, S stava avvelenato, che sia Candiano, va avanti per amore del suo amico, perché S Candiano è molto infuriato. Perché? Perché la Vania di Michele, nella sua folle gelosia, se l'è presa pure con lui, perché lui è il fratello della donna che ha ricevuto i fiori. Di queste piccole vicende stiamo parlando, su queste piccole vicende abbiamo costruito questo processo. S sta avvelenando proprio davanti alla porta del suo amico, e per rispetto che ha per noi, il socio suo quale stanno intoppati, il socio suo però, non nostro. 3 aprile Di Francesco scrive a Perulli: bello mio, ma alla fine è arrivata la settimana per va, la settimana per va, perché la settimana è per Vania, non è per Pignataro e non è per Di Francesco. Così stasera quando vengo glielo dico. Bello mio no, risponde Perulli. 154. Mi sono pure incavolato con lei, con Vania, se li è presi, e me ne ha presi tutti e 5, tutte e 500 la settimana, e se li è pure spesi, ma loro sono proprio mongoloi di Durante, non glieli devo dare a lei, vedi che poi si mangia tutto, e questo è il problema. I soldi non li devono dare a Vania, i 500 la settimana, la merendina, e poi si lamenta Perulli: ma ha stilato pure 30 a me, una scheda che manco mi serviva. Dice Di Francesco, 156, e così non va bene, vuol dire che la prossima volta prende solo 100 e così si impara. E ancora Di Francesco riceve da Perulli: gliel'ho detto, comunque si sono fermati, perché non gli devono dare i soldi a Vania. Poi dice, gli hanno detto che questo non ce l'ha dati, non li può anticipare il mio amico, cioè io questo sto fuori proprio. Cambia il ritmo, ma i rapporti sono sempre i due stessi. 1941, progressivo 160, foglio 94, Di Francesco scrive a Perulli: e comunque lei deve rimanere, che li prende da te, non da loro. E questo è il problema. Centinaia di sms, e oltretutto noi abbiamo pure trasferito a spese del contribuente, relativamente a questo fatto, cioè che Vania i soldi li deve prendere da Perulli, non da i Durante, se no uno ne parla più. E poi 7 aprile Di Francesco scrive a Perulli: sarebbe comunque del piccolo, mi sarebbero problemi del piccolo, cioè tutto è vero che il piccolo è il suo, però insomma, vabbè, non mi spieghi bene, e comunque te l'ho detto, o si fa come si dice, altrimenti non me ne frega più di niente, di nessuno. Non dice così, vuol dire, o si fa come dico io, o non ne voglio sapere più niente di questa storia. Ma staccato Vania, ma staccato pure Lorenzo. «10 aprile, interessante questa, progressivo 198-199, Perulli scrive a Di Francesco e si lamenta: diciamo di sì, questi non sono ripassati, non li portavano tutte le ragioni, capitano, non è vero che li portavano tutte le settimane, però Vania è implacabile, e infatti scrive Perulli: Vania è rivenuta da me, io con questa situazione non ce la faccio più, mi condiziona solo le domeniche e basta. Se la possono continuare a vedere loro con Vania, scritto in grande, come dire,
basta, non ne posso più, questa è una pazza, viene sotto casa. E poi sempre di seguito, viene qua e non se ne va se non glieli do. E fino a che non glielo dai, inizia a dire tutte queste cose, io sono dovuto scendere da casa, andarci a parlare nel parchetto dietro casa. Questo è per inciso quello che progettava di metterla sottoterra, gli dai soldi avanti, la mantiene. 10 aprile di Francesco lo rimprovera, ma sta settimana non dovevi dargli 100, hai sbagliato, dovevi dargli 100, non di più. E poi 14-4 Perulli su Di Francesco, sta settimana neanche sono passati, hanno zompato, gli mando 200 di regalo, io con Vaglia 100 glieli faccio mettere da V al primo colloquio, come dici, questi qua sta settimana sono venuti, i soldi non hanno portati, vabbè, vuol dire che 200 glieli mando io a Lorenzo e poi 100 glieli regalo. E finalmente 18 aprile è entrato Di Francesco, bello mio, io gli ho mandato il Vaglia, gli ha mandato a Lorenzo, questi non si sono visti, e V è rivenuto da me un'altra volta e io ho dovuto da 100, che come se domenica che viene sono 3 settimane che non li danno, la settimana deve essere data. È vero che non è arretrato il gruppo Durante, ma i soldi di Vania. Di Francesco scrive di seguito 371-72, ora come torna l'amico suo, sentiamo cosa dice. Ci sono tante cose che non vanno, pure va, se magna tutto, ma non gli dai niente, come ti voglio, pa, e così via. Questi sono gli SMS, questa è l'integrazione probatoria. Allora ha ragione il capitano Perulli fa da mediatore, ma la mediazione riguardava solo, esclusivamente, il mantenimento di Vania, che per ragioni che vi hanno esposto gli altri difensori, Flavio, Massimo Durante, Kevin di Napoli, siano assunti l'obbligo di sostenere. Dopodiché Perulli, vittima, tanto del suo rapporto col Di Francesco, che è anche evidentemente un rapporto di amicizia con il Lorenzo, rimane in mezzo a questa situazione. Voglio fare 10 minuti di pausa? No, siccome devo chiamare il cancelliere che sta lavorando, un'oretta un quarto. Ancora un'ora. E allora un quarto. No, ok, prego avvocato. Andiamo avanti? Sì. Andiamo avanti. Allora, scusa. Si potrebbero a questo punto trarre le conclusioni con riferimento al reato associativo. E sarebbero delle conclusioni obbligate, credo, conseguenziali. E tuttavia, ai fini di una più completa illustrazione della tesi della difesa, che evidentemente soluzione che fatto non sussiste, credo sia il caso di esaminare anche i reati pretesamente attuativi, colché, come dire, cogliendo due piccioni in una fava, perché è evidente a tutti che anche con riferimento ai reati associativi non ci può essere concorso senza un contributo casualmente efficiente. Io ho, nel corso di questa mia discussione, più volte sottolineato la diversità della posizione del Pignataro Alessandro rispetto a quella di Francesco, di Fabio Di Francesco. Sono diverse, anche se poi l'esito è assolutamente identico, perché la differenza è più quantitativa che qualitativa. Però si potrebbe dirlo un osservatore disattento, che appunto dal punto di vista quantitativo le posizioni anche riguardo al numero dei reati pretesamente attuativi del programma criminoso sia diverso tra i due imputati. È perché Pignataro risponde, per quanto lo si sia dimenticato, di un solo reato pretesamente attuativo, cioè quello di cui all'articolo 23. E Di Francesco risponde di quel reato, ma anche dei reati di cui ai 29, 30 e 40. E però cominciamo col dire che secondo la stessa prospettazione accusatoria, il capo 40, diciamo, operazione Tenaglia, l'ha detto anche il capitano, nella stessa valutazione dei carabinieri sarebbe stata un'operazione intentata da solo, autonomamente dal
dal Di Francesco, quindi al di fuori di qualunque prospettiva associativa. Il capo 39 si sarebbe concretizzato, salvo quello che andremo a dire, una sorta di coinvolgimento del Di Francesco in un fatto che era del solo Esposito. Quindi 39 e 40 sono fuori dal contesto associativo, anche a rimanere ancorati alla prospettiva accusatoria. Diremo poi del capo 29. Quindi credo sia evidentemente utile e importante cominciare a trattare della contestazione sub 23 a tacer d'alto, perché oltre a essere contestata a entrambi gli imputati, è anche l'unico reato tra quelli contestati che è sostenuto dal sequestro della sostanza stupefacente. Ma benché possa sembrare, e credo che anche lo sia, superflua, ma in realtà alla luce della richiesta di condanna del pubblico ministero anche per questo reato, credo si debba partire da una constatazione, e cioè a dire che la ipotesi di responsabilità a carico di entrambi gli imputati, Pignataro e Di Francesco, è formulata a titolo di concorso morale nella condotta materiale della detenzione dello stupefacente, che è ascrivibile, e in effetti è stata ascritta, al solo Papaccio Alessandro, che per questo reato ha riportato la condanna che credo la collega Cesi vi abbia prodotto ad anni 3 di reclusione. Dal punto di vista cioè della condotta materiale, quello sub 23, ripeto, detenzione di chilogrammi 125 di hashish, è un reato unicamente del Papaccio e come tale è stato trattato. Altra constatazione: noi non sappiamo, non è mai stato nemmeno ipotizzato da dove sia arrivato quello stupefacente. Il capitano evidentemente ritiene che fosse arrivato dalla Spagna, ma è una sua nemmeno congettura, è un'illazione, non c'è nessuna evidenza di nessun tipo, nemmeno indiretta da questo punto di vista. Non sappiamo chi lo avesse importato, e in realtà non viene nemmeno ipotizzato. La procura anche a Papacci aveva contestato a suo tempo la detenzione e oggi contesta a Pignataro e Di Francesco, e per ragioni misteriose anche a Di Silvio e Bonti, la detenzione. Quindi non si sa nulla dell'importazione, soprattutto non si sa quando la sostanza stupefacente fosse arrivata in Italia. L'unico dato valutabile è la deposizione del signor Cianfoni, credo che si chiami Carlo, che è il proprietario del box dove la sostanza stupefacente era stata stoccata e poi quindi successivamente sequestrata. Il signor Cianfoni, spero di pronunciare bene il suo nome, era stato sentito all'udienza il 16 febbraio 2021, fogli da 35 a 42. Ha riferito di aver affittato il box 5 anni prima del sequestro. Quindi il box era stato affittato nel 2012. Dopodiché il Cianfoni ha riconosciuto, anche qui davanti a voi, nel Papaccio Alessandro, l'uomo, credo che si fosse presentato con il nome di Ricci, che aveva locato il box. Dunque, quello che si può dire sulla base dei fatti è che la sostanza stupefacente avrebbe potuto arrivare in Italia in un arco di tempo compreso dal 2012 fino al 29 marzo 2017, quando era stata sequestrata, con la conseguenza che non si può assumere, anche dal punto di vista, per così dire, dei tempi, alcuna correlazione, tantomeno necessaria, con il programma dell'associazione, perché la sostanza avrebbe potuto arrivare in Italia prima addirittura della sua costituzione, addirittura anche a voler seguire il pubblico ministero, come non si può e non si deve nell'individuare nel 2014 la data di costituzione dell'associazione, tantomeno volendo, come si deve invece, collocare al più la data di costituzione dell'associazione nel 2016. Quindi, ulteriore conseguenza, che l'eventuale affermazione della responsabilità di questo o quell'imputato per il reato specifico non potrebbe avere già in partenza nessuna attinenza, nessuna utilità rispetto alla contestazione a suo carico del reato associativo. Altra osservazione: le ipotesi di responsabilità formulate a carico di Pignataro e di Francesco, anche quelle
misteriose per le loro origini a carico di Silvio e Bonzi, non si capisce perché debbano rispondere questo reato, francamente. Dicevo, l'ipotesi di responsabilità è fondata tutta, o meglio, quasi tutta, ma essenzialmente, su comportamenti post factum rispetto al sequestro, cioè comportamenti tenuti dal Pignataro e di Francesco dopo il sequestro della sostanza stupefacente. Prima del sequestro, sostanzialmente, c'era stata semplicemente la comunicazione di Francesco a Pignataro, che vi ho ricordato poco fa, che occorreva liberare del problema PAC. Vuol dire che è abbastanza problematico dire che con certezza si riferissero al stupefacente, non sappiamo quanti altri problemi avrebbe potuto avere di quel genere PAC. Dopodiché la comunicazione che il PAC, il Papacci, aveva fatto a Pignataro circa l'acquisto di qualche cosa, secondo il Tribunale, dei contenitori necessari per trasportare la sostanza stupefacente. La difesa non ha la necessità, e ovviamente quindi nemmeno la intenzione, di mettersi a contestare che il Pignataro ed anche il Di Francesco fossero o potessero essere a conoscenza che Papacci Alessandro detenesse per conto suo sostanza stupefacente, e anche segnatamente quella sostanza stupefacente. È possibile e probabile che lo fossero, è possibile e probabile che i due fossero anche consapevoli che Papacci in quel periodo aveva il problema di liberare il box. Aggiungo che è possibile, forse addirittura probabile, che Di Francesco e Pignataro avessero manifestato una generica intenzione di aiutare il Papacci a liberarsi, per usare l'espressione loro, del problema. Non c'è certezza su questo. Ma diciamo che ci sia. Bene, seppure ci fosse, tutto ciò ha un valore pari a zero assoluto riguardo alla prova del concorso di Francesco e Pignataro nella condotta contestata, cioè nella detenzione della sostanza stupefacente. Ciò che conta è che prima del sequestro, nell'uno, nell'altro, avessero dato alcun contributo casualmente efficiente a rafforzare la determinazione del Papacci a detenere la sostanza stupefacente, perché di questo stiamo parlando. Perché è vero che sono le 5 o le 6 del pomeriggio, ma dobbiamo comunque ragionare in termini giuridici, se no davvero le toghe che tutti noi intossiamo non hanno nessun senso, perché mettersi a ragionare in un certo modo lo possiamo fare tranquillamente al bar, lo può fare chiunque, noi, tutti, senza distinzioni, dobbiamo ragionare in termini giuridici. E in termini giuridici, quando si parla di concorso morale, quando si parla generalmente di concorso, occorre che ci sia un contributo casualmente efficiente. Se si parla di concorso morale, il contributo casualmente efficiente deve essere rispetto alla volontà della gente. E allora, se si ragiona finalmente, direi, in termini giuridici, è la strada, il sentiero per pervenire all'affermazione della penale responsabilità di Pignataro e di Francesco, Presidente, è stretta assai, perché bisogna provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Papacci, senza l'apporto, chissà quale poi, diciamo una generica solidarietà, di Pignataro e di Francesco, non avrebbe tenuto la sostanza stupefacente. Ma davvero voi potete scrivere una cosa del genere alla vostra sentenza, tanto più non sapendo quando la sostanza era arrivata. Ma mi si dice, sì, d'accordo, ma poi dopo il sequestro, Pignataro si agita assai, si preoccupa, si mette alla ricerca di sapere quello che è successo. Il capitano Ceccagnoli ha puntigliosamente riferito dei movimenti dell'autovettura Mercedes B in uso non solo a Pignataro ma al suo nucleo familiare nelle ore immediatamente, nei minuti forse addirittura successivi al fatto del sequestro. Allora, capiamoci,
non è che vogliamo essere puntigliosi, ma agli atti non c'è traccia né di un'annotazione di servizio che dia conto di questi movimenti. Soprattutto non c'è traccia del GPS, non è stato prodotto. Siamo esclusivamente alle dichiarazioni del capitano, il quale non ha nemmeno riferito di aver poi personalmente visionato il tracciato del GPS. Per quanto ne sappiamo noi, ma soprattutto per quanto ne sapete voi, lui avrebbe potuto riferire a voi ciò che gli era stato riferito da terzi non meglio identificati. Riguardo pure anche la capacità o competenza per leggere il tracciato del GPS non sappiamo nulla, e se poi la competenza era la stessa con la quale hanno fatto gli accertamenti patrimoniali c'è da rabbrividire, ovviamente. Quindi non è provato che abbia fatto quei movimenti. Dopodiché non è provato nemmeno che quei movimenti, quegli spostamenti non fossero abituali. Chi dice che Pignataro, per ragioni sue, ammesso che fosse lupo, di questo parleremo, che l'autovettura di Tom Pignataro avesse fatto quei movimenti solo quel pomeriggio e non anche nei giorni precedenti, non sono in grado di dirci. Soprattutto, chi dice che a bordo di un'autovettura che è in uso al nucleo familiare, quindi anche la signora Silvia Bocchini, si trovasse proprio Pignataro? Perché noi l'abbiamo chiesto al capitano: ma scusi, come fa a essere sicuro che ci fosse a bordo Pignataro? La risposta è stata netta: perché io ho letto le intercettazioni, perché ci sono delle intercettazioni ambientali nelle quali in quelle ore, in quei minuti, Pignataro parla al telefono, solo abbiamo riconosciuto la voce. Un riconoscimento vocale ci sarebbe tante cose da dire, ma in realtà non è necessario, perché il capitano non ha indicato non ha dato nessuna indicazione di queste intercettazioni ambientali. Eppure tutto si potrà dire al capitano di non aver, come dire, riversato migliaia di riferimenti di questo genere. Però guarda caso, con riferimento a queste intercettazioni ambientali, dalla quale lui, o chi per lui, aveva rilevato la constatazione che Pignataro era a bordo, non ne ha parlato. È uno zero assoluto, Presidente. Non abbiamo certezze di questo fatto. Cioè non è provato che l'autovettura avesse fatto proprio quei movimenti, non è provato che a bordo dell'autovettura ci fosse stato il Pignataro, non è provato che quei movimenti non fossero abituali. Ciò detto, diciamo che tutto ciò che ha detto il capitano è vero. Diciamo cioè che effettivamente Pignataro era a bordo di quell'autovettura e ha fatto quei movimenti. Vado oltre. Diciamo che Pignataro ha fatto quei movimenti perché si è preoccupato, perché voleva sapere cosa fosse accaduto a Papaccio. Bene, noi in questo caso siamo in presenza di un elemento inequivoco sul quale fondare una sentenza di responsabilità al di là di ogni regione del fatto. Perché? Perché intanto Papacci non era uno sconosciuto per Pignataro, lo conosceva da anni e proprio in quel periodo avevano cominciato a rifrequentarsi, lo ha scritto Pignataro. Veniva a casa con la bambina, le bambine giocavano. Abbiamo detto anche che è possibile, forse addirittura probabile, che Pignataro sapesse che Papacci facesse quel tipo di attività. E allora il fatto che si fosse preoccupato il Pignataro che il Papacci potesse aver avuto un problema, cioè un suo buon conoscente che sapeva essere su una strada pericolosa, è un elemento dalla quale voi potete ricavare in tutta coscienza la certezza, al di là di ogni ragione di dubbio, che Pignataro concorresse con lui? È una domanda retorica, evidentemente no. Siamo in presenza di un elemento fortemente equivoco. Lo è, Presidente, anche senza tener conto della storia di Pignataro. Perché lo abbiamo detto prima, Pignataro ha vissuto la, per fortuna inusuale, esperienza di essere arrestato addirittura 3 volte per fatti che non ha commesso, questa è la terza. Ma all'epoca di cui stiamo parlando, cioè al 29 marzo del 17, aveva totalizzato, per così dire, solo 2 arresti ingiustificati. Cioè per 2 volte era finito in carcere, senza aver commesso nessun reato, sulla base di interpretazioni e di una logica che è esattamente quella che ha governato la deposizione del capitano, che ha determinato queste indagini, in carcere, da innocente, con tutte le devastazioni psicologiche e le derive. Alessandro Pignataro è una persona psicologicamente solida e se non lo fosse stato non avrebbe sopportato ciò che ha sopportato in questa detenzione, tutte le gravi la condizione terribile che ha vissuto a causa della sua patologia. Alessandro Pignataro non è Fabio Di Francesco, non è vittima delle stesse ossessioni psicotiche, e però
seppure persona solida, seppure persona equilibrata, può non essere stata traumatizzata terribilmente da 2 anni di carcere da innocente e da un nuovo arresto poi nel 2013. Quindi è del tutto legittimo, del tutto naturale, del tutto umano che, non avendo più comunicazioni con un soggetto che probabilmente sapeva essere su un terreno pericoloso, si fosse preoccupare. Perché, diciamolo pure, si temeva di essere coinvolto anche lui. Perché gli era già successo che per molto meno era finito in carcere per 2 anni. E allora anche irrazionalmente, ma forse c'era anche una giustificata componente razionale, temeva che si ripetesse, anche perché anche lui, Pignataro, era stato vittima di una lapidazione mediatica. Ecco la sua preoccupazione. Si agita, vuole sapere qualcosa, ma questo non significa che concorresse nella detenzione con Papacci. Allora il pubblico ministero si è reso conto che evidentemente occorreva qualche cosa di più e quindi ha chiesto di trascrivere una conversazione ambientale, la numero 1108, il RIT è 930/17. Questa unica conversazione, diciamo, che non riguarda SMS a carico del Pignataro, perché anche questa constatazione ha una sua utilità. Sono le 17:51, o forse 19:51. L'ora è tarda, Presidente, io non ve la voglio leggere, sono 3 paginette. Insomma, che cosa emerge da questa conversazione che dovrebbe essere risolutiva? Sì, che forse ha necessità di sapere, certo, è preoccupato, forse, ma al di là di questo niente di più. Non c'è una condivisione, una preoccupazione. È preoccupato perché è preoccupato per ciò che gli era accaduto in precedenza. Questo, come dire, a rimanere sul terreno della difesa, o meglio, dei dati obiettivi. C'è però un'altra chiave di lettura, che senza esserne consapevole il pubblico ministero stesso ha suggerito. Perché cosa dice il pubblico ministero sulla scorta di quanto riferito dal capitano? Dice che in quel periodo Pignataro e Di Francesco, insieme a Bonti e a Sigla, avevano in corso un'operazione. Abbiamo già detto, era semplicemente una manifestazione di intenti, non c'era nessuna concretezza, ma probabilmente più che altro dalla parte del Refrigeri, ammesso che fosse lui il referente. Sta di fatto però che soggettivamente, stando nella prospettiva del pubblico ministero, che almeno il pubblico ministero avrebbe dovuto fare proprio, perché non si può dire tutto il contrario di tutto, perché tutti noi siamo vincolati a una certa coerenza logica, se no perdiamo qualsiasi credibilità, finiamo per, come dire, abbaiare alla luna. Allora, il pubblico ministero avrebbe dovuto confrontarsi con la possibilità che dal punto di vista soggettivo Pignataro avesse necessità di sapere ciò che fosse successo a Papacci, perché temeva, non per se stesso, ma perché l'interesse delle forze dell'ordine, che avrebbe potuto riguardare anche lui, che aveva avuto contatti con il Papacci, andasse a compromettere l'operazione in corso. E allora la sua preoccupazione non era per il suo convincimento in operazione, in una condotta che era del Papacci, ma perché potesse essere compromessa l'operazione alla quale lui era applicato, questo a rimanere nella prospettiva del pubblico ministero. Non c'è possibilità di affermare, al di là di ogni ragione di dubbio, la responsabilità del Pignataro rispetto a questo reato. Di Francesco non è Alessandro Pignataro. Di Francesco non è una persona psicologicamente solida. Di Francesco è stato traumatizzato certamente anche lui. Di Francesco è una persona che ha problemi psichiatrici, è una persona che è dominata dall'ossessione psicotica di finire nuovamente in carcere. L'ha detto pure Bonti nel suo scritto, aveva il terrore di essere intercettato. È vero, ha ragione. Di Francesco è un malato di mente che ha questo problema. Tanto è vero che oggi ci dicono che è totalmente incapace di intendere le sue complessità. Quindi figuratevi che impatto poteva avere su una psiche di questo genere disturbata il fatto che una persona che lui conosceva, con la quale bene o male qualche contatto di sfuggita aveva avuto, era stata arrestata o avrebbe potuto essere stati arrestati.
e dunque si attiva, disturba la collega Ceci, la va a disturbare allo studio orario tardo, ci sono le intercettazioni, non ve le leggo perché davvero l'ora tarda le valuterete voi, sono significative, non hanno nessun significato se non esprimono una relativa preoccupazione. Per completezza, bisogna dare conto anche di un inciso di una ambientale, scritto ovviamente nel 1518, progressivo 1628, è una conversazione con il Tenaglia. E su un inciso, a un certo punto Di Francesco dice: a noi ci hanno sbattuto per terra con la botta, noi sempre così. Si riferisce al sequestro. La conversazione del 12 aprile. Possibile, certamente è possibile. Ma forse anche no, perché è generico. E seppure se fosse. Non può essere che Di Francesco, nella sua ottica disturbata, avesse, come dire, delle mire sulla sostanza del papato. Siccome, poi lo vedremo, in quel periodo il Di Francesco cercava della sostanza stupefacente, o si assume che il caso sostanza stupefacente, capo 40, non è possibile che pensasse di approvvigionarsi al papaccio e quindi la botta l'ha battuta a terra non perché gli hanno sequestrato cosa che lui aveva, ma perché hanno sequestrato cosa che lui pensava di poter acquistare. Certo che è possibile. Siamo quindi in presenza di elementi assolutamente equivoci. La contestazione sub 40 è stata l'esito semplicemente di una cattiva lettura delle conversazioni ambientali. Anche qui vi faccio grazia della lettura, ma magari con la memoria la indicherò, solo per competenza, sempre RIT 1518, progressivo 2108, foglio 265, sono due parole, forse le posso leggere. Di Francesco dice: dimmi un po', ma che buffi ha? Si riferisce ai debiti di Esposito. Da Fabietti ancora, non gli ha mandato più di 30, ma che 10.000 euro, gliel'ha appena dati e così via. E poi effettivamente il 27 aprile Di Francesco vagheggia un intervento del Kevin di Napoli diretto a pagare questo debito. Ma che c'entra Di Francesco? Questa era nell'ipotesi accusatoria sostanza acquistata dall'Esposito, dal Fabietti e da Piscitelli. Esposito aveva contratto un debito, era un debito di Esposito, era la sostanza di Esposito eventualmente, non di Francesco, che assolto il fatto non sussiste. Il capo 29 è l'episodio a cui abbiamo accennato della cessione dei 3 kg di hashish ad opera del Candiano Luca di Durante Massimo a favore di Perulli. Qui le intercettazioni ambientali sono la 1183 RIT 3598 e 1187 1736, anche qui non le leggo, ma in sintesi da queste conversazioni emerge chiaramente che il Durante e il Massimo siano legati a consegnare del fumo, è bene dirlo, non si sa quanto in realtà, al Perulli. Peraltro a questo proposito c'è stato un equivoco, diciamo così, del capitano, perché nella seconda conversazione si dà atto che i due si mettono in moto il motorino, si allontanano, lo scudo del movimento fino alle ore 17:55, quindi si fermano, quindi si erano allontanati, scendono, a questo punto dice Massimo: a Reggi, il motorino evidentemente, siamo andati a riprovare il mostro GLC, quindi chiaramente si riferisce alla prova della GLC Mercedes. Poi c'è una parola incomprensibile, poi dice Massimo 56-50 sacchi, che è il costo dell'auto, qui non si parla quindi della droga ceduta, si parla del costo eventuale dell'autovettura. Ciò detto, primo, la cessione è stata sicuramente effettuata da Massimo Durante e da Candiano Luca, l'acquirente è Perulli. La condotta contestata è questa. Che c'entra Di Francesco? Che c'entra? La sostanza non è sua. Si dice, ipotizza, ma lui ha intermediato. Si tratta di vedere se e in quanto questa sua mediazione sia stata eziologicamente efficiente, ma diciamo di sì. Qui però non siamo in presenza di una condotta, di un ragionamento in termini giuridici, di cessione, perché questa condotta è solo ed esclusivamente del Candiano Luca e di Massimo Durante eventualmente. Siamo in presenza di una condotta di intermediazione, che è un'altra cosa.
E dunque, a volersi collocare nella prospettiva del pubblico ministero, si dovrà prendere atto che il fatto è emerso come diverso da come contestato. E quindi, rispetto alla contestazione, si dovrà disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per procedere per il reato, ai sensi dell'articolo 121, per esercitare l'azione penale rispetto al reato, alla condotta rispetto al quale è emersa. La contestazione sub 40 è sostanzialmente fondata sull'analisi delle intercettazioni ambientali e quindi costituirà oggetto della mia memoria. Allora qui davvero si possono trarre le conclusioni che poi andrò a depositare per iscritto. E sono conclusioni sostanzialmente diciamo conseguenziali. Il reato associativo, per come è stato contestato, sulla base dello schema molto colorato, molto carino, con le freggette verdi, rossi, coratini, dal capitano, semplicemente non è configurato. È palesemente il frutto di una costruzione a tavolino che non ha nessun riscontro con la realtà. Cioè questa struttura verticale a 3, anzi 4 livelli e orizzontale a 3, l'ha vista solo il capitano. Come ho cercato di esporre, non c'è riscontro nell'esito della prova. Naturalmente è stata questione che suppongo sia stata affrontata da altre difese. C'è il problema se poi le 3 ipotetiche ripartizioni territoriali autonomamente considerate siano riconducibili alla fattispecie di cui l'articolo 74 o primo o secondo comma, alla quale è correlata la questione processuale relativa cioè alla sovrapponibilità di questa condotta, cioè di aver partecipato non a questa struttura generale, ma a una struttura costituita dai singoli separatamente considerati gruppi, sia conforme a quella che è emersa, e quindi si tratta di verificare se il Tribunale, qualora pervenisse a certe conclusioni, cioè di escludere la configurazione dell'associazione così come contestata, ma ritenere il reato associativo rispetto alle 3 strutture, valutare se può pronunciare sentenza di condanna oppure se deve trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 191 per la diversità del fatto e quindi per evitare che la sua sentenza sia nulla per difetto di correlazione. Le questioni, né quella sostanziale, cioè della esistenza del reato, né quella processuale, riguarda però la difesa di Francesco e Pignatari, perché nei loro confronti deve essere esclusa qualunque tipo di ipotesi associativa. E come ho detto, quanto a Pignataro, ancora dopo anche questa lunga discussione, dopo un lungo e faticoso studio, francamente non riesco a capire come sia stato possibile che sia stato coinvolto in questo processo. Ma lo stesso vale per Di Francesco, perché con riferimento a Di Francesco sarebbe stato bastevole un approccio minimamente obiettivo per capire che questo processo non tanto deve finire con l'assoluzione, ma non avrebbe mai dovuto essere iniziato e soprattutto non avrebbe dovuto aver costato all'imputato 3 anni tra carcere e detenzione domiciliare. Si potrebbe dire però che come si pone il problema della configurabilità del reato associativo con riferimento ai 3 pretesi sottogruppi, potrebbe porsi lo stesso problema riguardo alla mini associazione, diciamo così, costituita da Silvio, Di Francesco, Pignataro ed eventualmente Bonti. Qui davvero non ci sarebbe problema circa la diversità del fatto contestato, cioè davvero non si può pretendere che dal punto di vista materiale la condotta di aver costituito un'associazione di 4 persone circoscritta sia la stessa cosa di aver diretto un'associazione strutturata nel modo che sappiamo di 40 persone. I fatti sarebbero diversi e in ogni caso non si potrebbe pronunciare sentenza di condanna, ma in realtà non si pone nemmeno questa necessità, nemmeno di porsi il problema, perché nemmeno il pubblico ministero è arrivato a sostenere che comunque fra questi 4 si era costituito un vincolo associativo, e sarebbe stato veramente impossibile farlo, perché queste persone sono frequentate nei modi e nei tempi che vi ho detto per 40 giorni. Vi ho illustrato, forse vi ho annoiato. Il loro rapporto era relativo a due operazioni che ciascuno di loro autonomamente aveva messo in campo e non c'era nessun tipo di accordo, tanto meno di tipo associazione fra di loro.
o anche reati assolutamente fine, mi riporta alla conclusione che andrà scritto sono richieste ovviamente assolutorie. Sono stati chiesti 30 anni di carcere, cioè il massimo della pena detentiva temporanea, e quindi la difesa ha l'obbligo di affrontare delle subordinate, anche se francamente non ne vede davvero nessuna utilità. Allora, prima di affrontare subordinate, corre l'obbligo di rappresentare al Tribunale che tra le conclusioni depositerò anche una eccezione di incostituzionalità delle norme di quell'articolo 74, primo e secondo comma, per contrasto con gli articoli 3 e 27, eccezione che ovviamente per non appesantire troppo già questa pesantissima discussione ho sostenuto con un atto che ho depositato per iscritto, al quale mi riporto ovviamente. Diciamo le questioni subordinate. Allora, le figure di cui l'articolo 74, primo comma, testo unico 390, sono figure tipiche e la loro tipicità è lo strumento attraverso il quale il registratore tende a garantire la determinatezza del precetto e dunque, di riflesso, a garantire il rispetto del principio di legalità, in quanto elementi essenziali della fattispecie astratta. Il compimento di azioni o lo svolgimento di funzioni coerenti alla fattispecie astratta contestata la figura contestata devono costituire oggetto di una ordinaria dimostrazione probatoria, il cui esito, per consentire l'affermazione della penale responsabilità ai sensi del primo comma dell'articolo 74, ai sensi del reato di cui l'articolo 74, primo comma, e superfluo ricordi al Tribunale che si tratta di figura di reato autonoma rispetto a quella del secondo, devono consentire una certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, cioè a dire del compimento di azioni o lo svolgimento di funzioni riconducibili alla figura o alle figure contestate. Non si può andare ad orecchio, a spanna. Non è che si può condannare taluno per il 74 primo comma perché il capitano o il collaboratore del capitano ritiene che certi amori non finiscono mai e che quindi Alessandro Pignatari e Fabio Di Francesco erano e resteranno sempre nella loro vita i Triassi, e che se ci sono i Triassi non possono restare al vertice di un'associazione criminale. Questa è materiale impresentabile che dovrebbe fare arrossire chi lo viene a presentare al Tribunale. Occorre ragionare in termini giuridici. E allora, a Pignataro e Di Francesco si contesta il reato di cui all'articolo 74 primo comma in quanto promotori dell'associazione. Promotori, il Tribunale me lo insegna, è il soggetto che raggruppa gli iniziali consensi costitutivi e quindi costituisce lo stimolo primario per la costituzione dell'associazione e per la sua operatività. Quindi il promotore non è il passante, è una figura tipica, costitutiva della fattispecie. Il punto è che da una parte il pubblico ministero dice: guardate che l'associazione è stata costituita almeno nel 2014, quello è il suo momento genetico, e quello è il tempo in cui hanno operato i promotori. Da una parte però noi disponiamo di materiale probatorio che, a volersi muovere nell'ottica del pubblico ministero, ha fotografato il sodalizio in un momento maturo, ben successivo alla sua costituzione, perché è un dato di fatto che il materiale riguarda un periodo che va da giugno-luglio 2016 in poi, ma la finestra era costituita nel 2014. E allora come si fa a dire, come si fa a sostenere che Pignataro e Di Francesco erano promotori di un'associazione se non si dispone in senso fisico di nessuna evidenza in questo senso? La contestazione di promotori è stata buttata lì, Presidente, per dare corpo, perché tanto ci sarebbe stato un giudice che non sarebbe andato a controllare
Ci sarebbe stato un giudice che, come altri purtroppo, si è piegato a prestare una condiscendenza ancillare alle tesi del pubblico ministero. Perché se non si fosse contato su questo, certo quella contestazione non sarebbe stata articolata. Agli imputati però si contesta, e di questo bisogna dare conto, anche altre due figure tipiche, quella di dirigente e quella di sostanzialmente organizzatore, che sono pure figure previste dalla fattispecie astratta. Però io vi ho intrattenuto ed annoiato parecchio, credo, sulla questione della individuazione delle direttive attraverso le quali si estrinseca la funzione del dirigente. Il dirigente è chi dirige, cioè chi impartisce direttive. E allora, se parliamo in termini giuridici e penal-processualistici, per poter affermare la penale responsabilità ai sensi del 74 primo comma, in quanto all'imputato si contesta di essere dirigente, bisogna fornire prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato ha dato direttive, concretamente si è comportato come un dirigente. Ma qui non sono riusciti nemmeno a indicarci quali sarebbero state queste direttive, a parte tutto il discorso che vi ho fatto. Organizzatori, appunto, lo dice il capitano. Ce l'ha detto il capitano. Le ripartizioni facevano come pareva a loro, agivano come pareva a loro, stabilivano da chi approvvigionarsi, quando e a chi vendere, come ripartire i proventi del traffico. Il capitano ci ha detto chi erano, secondo lui, gli organizzatori di ciascuna ripartizione. Ma perché gli organizzatori dovrebbero essere di Francesco e Pignatari? Ancora una volta. Quali sono state le direttive organizzative date da Pignatari e di Francesco? Silenzio assoluto. L'associazione di imputati vanno assolti perché il fatto non sussiste. Qualora non si volesse accogliere questa richiesta, francamente, la contestazione di primo comma è lunare, non c'è nessun riscontro nei fatti, quindi al più si dovrebbe ritenere il secondo comma di quell'articolo 74. Il pubblico ministero ha chiesto 24 anni per il reato Subuno e devo dire che ha chiesto il minimo, perché, come è stato così contestato, la legge, il quarto comma, prevede per i dirigenti, promotori, comunque soggetti di cui al primo comma, una pena non inferiore agli anni 24. È una follia del legislatore, ma questo è. Sì, ma l'aggravante delle armi non è che può essere data anche qui a orecchio, a spanna. Anche qui bisogna ragionare in termini giuridici. E allora, ci sono due fatti da considerare. Nel box di Papaccio sono state date pure 2 pistole, che però non sono state contestate a questi imputati. Agli imputati si contesta solo l'hashish, come dire, cioè che già in radice si è escluso che quelle armi fossero nella disponibilità di Francesco Pignatario, e allora si deve ritenere che l'aggravante sia stata contestata con riferimento alle armi di cui al capo 32, se non ricordo male, cioè le armi sono il capo 33, il capo 33, cioè le armi la cui detenzione è stata contestata al gruppo, diciamo così, durante. Allora, qui abbiamo veramente fatti di giurisprudenza che davvero sarebbe superfluo, tenuto conto l'ora della durata della discussione, io citassi al tribunale. Insomma, il tribunale la conosce meglio di me, perché si possa configurare la circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'articolo 74, non è sufficiente che uno o più aderenti all'associazione dispongano di armi, perché questo convoca la loro responsabilità. Perché l'aggravante sia configurata è necessario che le armi siano nella sostanza utilizzabili e a disposizione per gli scopi dell'associazione, siano cioè coerenti, funzionali a quella prospettiva teleologica. Altrimenti l'aggravante non è contestabile, a parte il fatto che poi c'è anche il profilo soggettivo, che è contestabile a condizione che l'associato a carico del quale si vuole ritenere si possa provare aver avuto conoscenza di queste armi. Allora, qui siamo in una situazione nella quale lo stesso pubblico ministero dice le armi sono soltanto del gruppo Durante, lo dice lui perché lo contesta solo a loro. Non c'è traccia nel processo di una qualche generica disponibilità dei Duranti a mettere a disposizione le armi di altri. Quindi a collocarsi nella prospettiva del pubblico ministero, l'unica possibilità di valutare l'aggravante al limite riguarda non l'associazione nel suo complesso e nemmeno tutte le 3 sottoripartite, ma al limite una sola.
Quindi quell'aggravante non può essere certamente posta a carico del Pignataro e di Francesco, anche perché fra l'altro manca qualsiasi prova che fossero consapevoli che altri detenessero in quel modo le armi. Quindi l'aggravante va sicuramente escluso. Va esclusa anche l'altra, in relazione alla quale il pubblico ministero, nonostante la norma moderatrice del 69 quarto comma, ha richiesto un aumento di ben 3 anni di reclusione. Perché è vero che se si sommano tutti gli associati si va oltre i 10, ovviamente, è un calcolo matematico. Ma il problema è, sono assimilabili? Cioè sono sommabili tutti? Oppure, nella situazione nella quale si dice le 3 ripartizioni sono autonome, ciascuna opera per il proprio conto, indipendentemente, sia pure sotto la direzione delle 2, diciamo, livelli superiori, forse non è il caso che il numero degli associati sia quello di ciascuna ripartizione sommato al numero dei presunti dirigenti, cioè 3. Se si fa questo calcolo, l'aggravante deve essere esclusa, anche questa aggravante. Presidente, signor Tribunale, vi si è rappresentato il processo come fondato su fatti inoppugnabili e prove incontrovertibili. Mi sia consentito il dire, così facendo non si è mostrato di avere proprio una grandissima opinione della vostra intelligenza e della vostra competenza, o probabilmente si è fatto troppo conto sul fatto che in certi processi al giudice sia lecito chiedere un certo tipo di atteggiamento, come ho detto più volte, di accondiscendente sottomissione. Il processo, almeno quello a carico di Fabio Di Francesco, Alessandro Pignatari, non è affatto un processo di fatti e di prove. È stato determinato da una costruzione artificiosa, a tavolino, dalla elaborazione di una sovrastruttura con i 2 livelli che non esiste, della quale non c'è riscontro all'esito del processo. Una sovrastruttura che è stata generata da vecchie convinzioni, vecchie e polverose convinzioni poliziesche, da ossessioni nuove e recenti, e forse anche da altri ancora meno, direi, confessabili ragioni. Noi, a differenza di altri, confidiamo assolutamente sulla vostra indipendenza di giudizio, oltre che sulla vostra competenza. E proprio fidando su questa indipendenza, su questa competenza, su questa intelligenza dei fatti, noi crediamo di potervi chiedere con grande fiducia di assolvere gli imputati per non aver commesso il fatto. Deposito, Presidente? Allora, Avvocato, riepilogando per il cancelliere. No, ho detto che fa la conclusione scritta. Ah, le ha fatte scritte? Perfetto. Sì. E allora, deposito. Quindi diciamo che mi riporto formalmente le conclusioni scritte che deposito e deposito anche memoria. Va bene. Aspetta. Devo firmare anche l'avvocato Maria. Se crede, e si riserva il deposito di ulteriore memoria scritta entro il 31, Avvocato? Entro il 31 si riserva deposito? Magari facciamo entro il 30, si può fare? Il 31 sarà sabato, credo. Vabbè. Non lo so il 31 di che viene. No, non è il 31 credo che sia domenica addirittura, è sabato. No, e allora il 30 mattina, perché veramente non ci siamo poi. Vabbè, ok. Sì, del 30. A questo punto le formalità di chiusura le ha già scritte, dottor Bosso? Sono tutte uguali, quindi sono quelle della volta scorsa. Perfetto, l'udienza di rinvio ve l'ho data. Bene. Per repliche? Basta. Basta. È tutto, l'udienza è tolta.